Benvenuti, benvenuti, benvenuti. 15 anni dopo l'ultima volta do il benvenuto a Cagliari, capitale della Sardegna, ai sardi di tutto il mondo. Ringrazio la Brigata Sassari e il suo direttore Andrea Cardia per averci emozionato. Chiamo ad aprire la conferenza internazionale dell'immigrazione il presidente della giunta regionale, presidente di tutti i sardi, l'onorevole Cristian Solinas. Grazie Ada, grazie alla Brigata Sassari per averci davvero regalato un momento che ha toccato le corde dell'anima di ciascuno di noi sardi e credo di tutti i presenti. Vorrei porgere un cenno di doveroso saluto a tutte le autorità civili, militari, religiose presenti, ma soprattutto un abbraccio ideale che vi porgo a nome di tutti i cittadini sardi che sono rimasti nell'isola, a ciascuno di voi fratelli che sono lontani dalla nostra terra di Sardegna da tempo e che hanno in questa conferenza l'opportunità di tornare nell'isola e di poter svolgere delle giornate di confronto veramente importanti. È con una gioia particolare, come vi dicevo, e con una profonda commozione che vi do il benvenuto a nome della Sardegna intera. Dopo 15 anni, lo diceva Ada poc'anzi, sono orgoglioso di poter nuovamente accogliere in Sardegna la Conferenza internazionale dell'emigrazione sarda. Un momento tanto atteso sia da voi che da me, dall'intera giunta regionale, da tanti vostri familiari che attendevano di potervi abbracciare qui in Sardegna per rivivere insieme il gusto delle radici comuni, i ricordi mai cancellati, i momenti vissuti in prima persona o tramandati dal racconto dei più anziani. Non c'era giorno migliore di questo per celebrare questa conferenza. Oggi è Sadie de sa Sardegna, il giorno dell'orgoglio e dell'identità, ed è bello viverlo tutti insieme, in un ponte ideale tra i sardi che risiedono nell'isola e tutti coloro che con loro formano una nazione che non ha confini geografici, ma ha un senso di appartenenza ad una lingua, ad una terra, ad una cultura, delle tradizioni che ci uniscono indelebilmente oggi e sempre. So che venite da tutto il mondo, questa mattina ho avuto l'opportunità di salutare qualcuno, di incontrare chi arrivava dagli Stati Uniti, dal Michigan, dall'America del Sud, dall'Argentina, dalla Francia, dalla Germania, da tante regioni italiane. Quel mondo che per scelta o per necessità voi o qualcuno prima di voi ha deciso di percorrere alla ricerca di nuove prospettive, di una vita migliore. E nel mondo vi siete fatti onore, spesso conquistando le vette più alte nelle professioni, nelle scienze, nelle arti, ognuno nel proprio ruolo e nel proprio lavoro, portando alto quel nome, Sardegna, che mai dal vostro cuore e dai vostri pensieri è scomparso. I protagonisti di questa assemblea siete voi, figli della Sardegna e ambasciatori della nostra isola in tutto il mondo. La regione sarda, consapevole dell'inestimabile valore espresso dalle comunità degli emigrati in Italia e nel mondo, ha voluto realizzare questo importante evento che sarà non solo un luogo di incontro e condivisione sul tema dell'emigrazione, ma anche l'occasione per dare il giusto riconoscimento al vostro prezioso contributo nella promozione della nostra terra. Il profondo senso di appartenenza e di orgoglio identitario che coltivate e tramandate con passione è un filo che mai si spezzerà e che intendiamo rafforzare affinché le distanze siano annullate e ci sia sempre in voi un pezzo di Sardegna e in Sardegna una traccia di voi. Un legame che ci unisce nonostante le distanze e che ci rende orgogliosi,
perché rappresenta anche la nostra capacità di esportare talenti e competenze oltre i nostri confini regionali. È stato così, fin dalle prime ondate migratorie della Sardegna verso il mondo, fin dalla fine dell'Ottocento, con l'emigrazione verso l'America. Tra il primo e il secondo decennio del Novecento il fenomeno crebbe considerevolmente, fino a raggiungere una media annua di circa 12.000 emigrati, sia verso l'America che verso alcuni paesi dell'Europa. Ma è stato nel secondo dopoguerra che si è assistito all'esodo più consistente, quantificabile in oltre 180.000 unità solo negli anni 60. Le comunicazioni erano scarse allora, non esisteva internet, il telefono era un lusso che non tutti si potevano permettere e conseguentemente il rapporto con chi era rimasto qui era soprattutto epistolare. E quante storie di sofferenza, di speranze, di nostalgia, di dura fatica quelle lettere avranno raccontato. Sono passate generazioni, il ricordo si è in qualche caso sbiadito o si è fatto leggenda. I nomi e i cognomi sono stati in qualche caso cambiati per effetto di trascrizioni anagrafiche, ma il filo che ha legato i nostri avi alla loro terra non si è mai spezzato e voi, tutti voi, ne siete la testimonianza. Oggi non sappiamo con precisione quanti siano gli emigrati sardi e i loro discendenti nel mondo. Sono certamente un numero enorme. E verosimilmente non è azzardato ipotizzare che nel complesso di più generazioni rappresentino una cifra pari o superiore agli attuali residenti in Sardegna. È dunque evidente l'importanza, il peso della vostra presenza e dell'esistenza dei circoli. I vostri circoli, anzi i nostri circoli nel mondo, non sono solo una sede di nostalgia, non sono solo luoghi ricreativi o di ricordi, ma possono e devono essere luoghi rilevanti di cultura e di scambio tra i popoli. Un fluire di sapere e di tradizioni che resistono al tempo e alle distanze e che arricchiscono i luoghi dove operano, ma anche, allo stesso tempo, la Sardegna stessa. Per questo motivo dobbiamo pensare al futuro, ad un ruolo sempre più importante e prestigioso che i circoli sardi nel mondo possono esercitare. E siamo qui anche per questo, per discutere del nostro ruolo nel mondo, di quanto e come possiamo arricchire le comunità che ci hanno ospitato e delle quali oggi facciamo pienamente parte, come protagonisti di un'Europa e di un mondo che deve essere, o forse deve ancora diventare, non uno scenario di burocrati e di tecnici, ma soprattutto un mondo e un'Europa di popoli e di nazioni. La regione c'è e ci sarà sempre con voi. Come sapete, la legge regionale numero 7 del 91 ha creato una base normativa per un dialogo e una collaborazione costante tra l'istituzione autonomistica e i sardi nel mondo. Recentemente abbiamo approvato il programma annuale per l'emigrazione 2023, che prevede gli interventi a favore dell'associazionismo tra i sardi in Italia e all'estero e la ripartizione dei contributi annuali per le spese di funzionamento dell'attività dei circoli. Il piano introduce novità importanti, dall'aggiornamento dei criteri per la ripartizione del contributo annuale, in particolare in relazione al numero dei soci iscritti, alla concessione di un sostegno straordinario per quei circoli che nel 2022 abbiano realizzato attività ed eventi coerenti con la programmazione regionale, al finanziamento di progetti per la valorizzazione dell'identità e della conoscenza della cultura sarda tra le giovani generazioni, fino all'erogazione di un contributo ai comuni che corrispondono a un rimborso ai lavoratori emigrati che intendano rientrare in Sardegna. Questa è una base di partenza, non un punto d'arrivo, e stiamo lavorando per capire quali modifiche e quali novità debbano essere introdotte nel complesso normativo regionale. Abbiamo accolto le proposte della Consulta regionale per l'immigrazione, che all'unanimità aveva espresso parere favorevole. Spesso ci uniscono importanti e prestigiose attività culturali. Molti nostri circoli hanno celebrato nel corso del 2022, con una serie di appuntamenti, un grande orgoglio della Sardegna, il Premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, nel 150° anniversario dalla sua nascita. Era emigrata anche lei, per ragioni legate alla sua attività culturale e letteraria, certo, ma la sua anima rimase sempre in Sardegna. Se
contò qualcosa nella letteratura italiana e mondiale, scriveva: lo devo esclusivamente alla mia terra d'origine, quella terra la cui nostalgia, la carezza, talvolta la strazia, che non vede come un Eden e anzi non ne nasconde le piaghe, le sottolinea, presentandole come sofferenze, come dolori di una terra peraltro verso piena di valori. In Grazia Deledda c'è la Sardegna dei sentimenti, dell'amore mai vinto, come nei straordinari versi che pur di natura incerta, dobbiamo dirlo, ma che le vengono attribuiti da più parti. Noi siamo sardi, chi non conosce quei versi. Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che spiovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto. Siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi. Così cantava la poesia e credo che queste parole appartengano a tutti noi e specialmente a voi che dalla Sardegna vivete lontani ma che la conservate nel cuore. Del resto, cari amiche e cari amici, noi non siamo solo una regione, siamo molto di più. Siamo una nazione, e cioè un popolo che al di là dei confini continua a sentirsi tale e a conservare tradizioni, spiritualità, identità uniche. Per questo amo particolarmente oggi celebrare con voi Sa Die de sa Sardigna, perché essa ricorda un momento storico nel quale, dopo secoli di dominazioni che sembravano averne cancellato l'identità, questo popolo, quell'identità, seppe misteriosamente riscoprirla, ritrovarla e scagliarla contro un potere oppressore e tiranno. Lasciamo allora che questo giorno sia un giorno di dibattito costruttivo e utile, ma anche concediamoci che sia un giorno di sentimenti, perché senza i sentimenti la vita non ha senso. E tra quei sentimenti c'è l'amore per la nostra terra, un sentimento di nostalgia che prende voi che siete lontani, ma anche noi che in Sardegna viviamo. Qualcuno gli ha dato un nome, e chi poteva essere se non un altro grande poeta sardo? E gli diceva: ti correrà nelle vene un languore dolce e amaro di malinconia che forse chiamerai mal di Sardegna. Così cantava Marcello Serra. Care amiche e cari amici, benvenuti a casa. Grazie. Ci ha fatto emozionare tutti, cari amici sardi, cari amiche sarde, perché la Sardegna stasera è qui, ed è qui anche perché ci sono venuti tante istituzioni a salutarvi e ad onorarvi. Il Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che ho citato, ma con lui cito tutti, ed invito a dare il saluto della città di Cagliari il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco. Grazie e buonasera a tutti, buonasera a tutte le autorità, gli amici, le amiche qui presenti. È una giornata bellissima, io sono veramente orgoglioso di poter essere qui a rappresentare la mia città. Vi porto i saluti del sindaco, dell'amministrazione, di tutto il Consiglio. Oggi siamo uniti qui, oggi ci sono i sardi di dentro, quelli che sono rimasti qui,
e i sardi di fuori, quelli che sono emigrati, come citava prima il presidente Solinas. Tutti questi costituiscono un unicum, costituiscono il vero popolo sardo. Quel popolo di cultura, di identità, quel popolo che raccoglie una storia, una tradizione bellissima. Quella tradizione che oggi è contemplata con Sadiessa Sardigna. Non solo, ma sapete qual è la cosa più bella? Che fra qualche giorno c'è Sant'Efisio. E Sant'Efisio è la tradizione, la storia, la cultura, la cristianità, la religiosità della Sardegna e di tutti i sardi. Sono momenti bellissimi che raccolgono una storia di secoli interi, una storia bellissima. E Cagliari oggi è orgogliosa veramente di avervi tutti qui, perché sono momenti di raccoglimento, momenti di confronto, momenti che raccontano la vita di tutti voi, di tutte quelle persone che hanno sofferto, che hanno combattuto, di tutte quelle persone che hanno da raccontare qualcosa, di tutte quelle persone che oggi rappresentano la vera identità dei sardi. E Cagliari oggi è felice veramente di ospitarvi qui. Vi ringrazio veramente tanto. Grazie di cuore. Grazie alla città di Cagliari, quindi. E adesso chiamo a dare i saluti istituzionali Sua Eccellenza, Monsignor Baturi, l'Arcivescovo di Cagliari. Grazie. D'altra parte la festa dei sardi non poteva dimenticare i propri figli e i propri fratelli anche emigrati in altre nazioni e continenti. Io sono siciliano e la mia famiglia è una famiglia di emigrati. I nonni di mia mamma andarono negli Stati Uniti, poi tornarono in Sicilia, ma nel dopoguerra la sorella di mia mamma partì per l'Argentina nel 63 su una nave che si chiamava Andrea. E il mio secondo nome è Andrea, perché mia mamma era incinta di me. E quindi nel mio nome c'è una storia di emigrazione. Tutta la famiglia di mio padre andò invece nel circuito milanese e quindi noi siamo stati gli unici. E conosco, come diceva il presidente Solinas, il rito dell'arrivo della lettera dall'America. Cosa poteva significare leggere le notizie dei propri parenti, perché nel 63 si partiva senza sapere quanto ci si poteva rincontrare e baciare. Ancora lì ho dei cugini. I figli si sono riconosciuti dopo tempo, ma quando un mare o l'oceano Atlantico non è tanto grande da separare i cuori o da sentirsi appartenenti ad un'unica radice, un unico destino, allora si è fratelli. Davvero, in quel momento si è fratelli, quando ci si emoziona delle stesse cose, quando si sente che si spartisce un'unica speranza. E quando ci sono tanti fratelli si crea un popolo. E un popolo è degno di questo nome quando non dimentica nessuno, quando riconosce tutti parte di se stessi e del proprio corpo. Allora auguri e buon lavoro, perché abbiamo all'interno di questa mutua appartenenza bisogno gli uni degli altri. I sardi in Sardegna hanno bisogno di stare dentro il mondo, dentro i gangli fondamentali dove si crea lo sviluppo e il futuro. E chi sta fuori ha bisogno di un legame, perché la terra è come la mamma. Si nasce da lì e quello è il punto di unità. Grazie e buon lavoro. Grazie Arcivescovo, Eccellenza. E poiché l'emigrazione è un fenomeno complesso, un fenomeno che la storia ci ha aiutato e ci aiuterà a capire, do la parola per un saluto a chi rappresenta la formazione e la cultura, il rettore di Cagliari, Francesco Mola. Prego, si va.
Grazie, buonasera, un saluto alle autorità, ringrazio Monsignor Baturi perché altrimenti sarei stato l'unico immigrato praticamente oggi. È sempre un piacere parlare dopo di lei, quindi. Grazie all'assessore che ci ha invitato. Noi, come sapete, come università viviamo anche il concetto dell'emigrazione e dell'immigrazione in maniera molto ampia, nel senso che l'attività che svolgiamo è un'attività, tra virgolette, molto aperta, però abbiamo un'attenzione particolare ai circoli che sono fuori dalla Sardegna e che rappresentano una storia. È dimostrazione del fatto che proprio 2 settimane fa c'è stata una delegazione del nostro Ateneo che è andata a incontrare alcuni circoli negli Stati Uniti. Lo faremo anche con altri per presentare la nostra offerta e per presentare anche i nostri progetti. E per brevità vi dico soltanto che uno di questi progetti si chiama Generazione Unica ed è praticamente l'aver destinato delle borse proprio per figli di emigrati che sono praticamente in altri posti del mondo. E quello che vorremmo fare è continuare con il destinare, aumentare le risorse per quanto riguarda il dottorato di ricerca, dove l'Università degli Studi di Cagliari destina delle borse unicamente a laureati non sul territorio nazionale, per cui praticamente l'incremento di questo significa anche l'auspicio di avere dei ritorni. Avere dei ritorni significa anche poter in qualche modo restituire lo sforzo che è stato fatto andandosene e quindi non perdere il legame. Su questo si basa anche un po' la crescita del nostro Ateneo. Grazie. Stiamo per finire i saluti istituzionali, però io voglio chiamare nel palco chi in realtà ha cominciato questo percorso, un percorso che ci ha portato oggi ad essere tutti qua. L'assessore che mi ha preceduto, la consigliera Alessandra Zedda. Grazie Ada, buonasera Presidente, buonasera a tutti gli intervenuti e graditi ospiti, ma soprattutto ciao a tutti voi. Mi va di salutarvi così perché ormai è da tempo che ci conosciamo e abbiamo avuto modo di vedervi assolutamente in tante occasioni, di incontrarci, di confrontarci, forse a volte anche di scontrarci, ma credo sempre con una grande onestà intellettuale e soprattutto quella grande passione e amore che abbiamo per la nostra terra. Credo che in questa legislatura ci sia stato un cambio di passo, ovvero abbiamo sicuramente cercato da subito. E anche questa conferenza di oggi l'abbiamo pensata già nel 2019 insieme, nel 2020 eravamo pronti, poi è arrivata purtroppo la pandemia e abbiamo dovuto rimandare, ma non abbiamo mai rimandato la nostra vita insieme. L'abbiamo fatto via call, l'abbiamo fatto guardandoci attraverso un video, ma l'abbiamo fatto anche contro tutto e tutti, anche in presenza. Ricordo Milano, ma ricordo Piacenza, ricordo i tanti incontri in cui ci siamo visti tutti e ricordo anche con grande veramente emozione l'Argentina, quando ci siamo incontrati con le Americhe. Tutti insieme, era il 2019 prima della pandemia. Ecco, da allora questo filo, quello che il Presidente Solinas ha citato che abbiamo nei confronti della Sardegna, io credo che la Regione l'abbia avuto con tutti voi e voi con noi. Ada, alla quale devo dire grazie, così pure come a tutti gli uffici, all'ASPAL, alla Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, grazie per aver creduto in questa giornata, in questi momenti di condivisione, ma soprattutto
Qualcuno ne parla per sentito dire. Noi lo sappiamo, quello che fate ogni giorno nelle comunità che vi hanno accolto. Le abbiamo sempre ringraziate perché vi consentono di portare la Sardegna nel mondo e apprezziamo davvero tanto da aver creato Casa Sardegna, ma soprattutto a definirvi davvero consapevolmente ambasciatori della nostra terra, sardi che realmente e idealmente non sono mai andati via. E molte volte la fisicità lascia il tempo che trova, perché quello che conta è quello che abbiamo qui e quello che abbiamo qui. E noi tutti insieme lo abbiamo e non lo dimenticheremo mai in qualsiasi parte del mondo. Quindi grazie davvero ancora per essere qui oggi, grazie a Ada di nuovo e grazie a tutti e spero che siano 2 giorni di bentornati in Sardegna. Grazie. Grazie Alessandra. Insieme ad Alessandra ci sono altri consiglieri regionali, vedo Emanuele Cera, vedo Giuseppe Talanas, vedo la Presidente delle autonomie locali Paola Secci, che inviterei a venire qua in rappresentanza di tutte le autonomie locali. Vedo il consigliere Ligioi, so che ha una moglie argentina, È una grande festa di sardi e vedo anche qualche parlamentare, poi gli darò la parola. Prego Paola. Grazie Ada, buonasera a tutti e a tutte, beni beniusu. Anch'io devo salutare il Presidente e tutte le autorità presenti, ma soprattutto tutti i sardi del mondo. Anch'io ho una storia di immigrazione. È una storia che probabilmente si ripete in tutte le nostre comunità sarde già dagli anni 40-50. Mio papà, 10 figli, 6 emigrarono all'estero, Germania, Olanda, Francia, Spagna, e ogni estate la casa dei miei nonni diventava una casa internazionale, bellissimo. La spinta che diede a me la voglia di conoscere le lingue, ho studiato lingue, mi sono laureata e sono andata a trovare i miei cugini perché volevo capire le realtà in cui vivevano, perché d'estate tornavano contenti di passare le loro vacanze scolastiche nella nostra meravigliosa isola, però durante l'anno facevano un'attività completamente diversa con sistemi sicuramente scolastici diversi, lavorativi e inseriti in contesti molto diversi dai nostri. Ho lavorato all'estero per scelta per diversi anni. Poi, ahimè, come ha detto qualcuno che sentiva il mal di Sardegna, anch'io ho sentito il mal di Sardegna e a 29 anni ho fatto la scelta di tornare qua. È vero che voi siete i nostri rappresentanti della cultura nel mondo, ma allora io feci una scelta di tornare nella terra e di trasmettere quello che avevo imparato all'estero in Sardegna. È stata una scelta molto combattuta che tuttora metto a cui ripenso tanto, soprattutto perché secondo me ognuno ha un disegno e penso che il mio disegno fosse quello: conoscere, portare un po' di me all'estero, ma poi anche riportare l'esperienza fatta soprattutto con gli stranieri. Sono stata molto vicina ai circoli dei sardi sia in Italia che all'estero e li ringrazio veramente perché ogni occasione per loro di riunirsi e di portare avanti quella che è la nostra identità dalla cultura a quella enogastronomica. Sono sempre molto ospitali e sono le comunità più vive che ci siano in tutto il mondo. Quindi oggi che è Dia della Sardegna io vi porto i saluti di tutti i comuni della Sardegna che sicuramente sono vicini a voi perché appartenete a questi comuni e alla Sardegna. Beni beniusu e buona Dia della Sardegna a tutti. Certo, i comuni della Sardegna, vedo tanti sindaci che ringrazio di essere qua
in realtà le comunità che i sardi hanno costruito all'estero, prima per un dovere di assistenza in chi emigrava dopo di loro, poi in realtà li hanno costruiti per la nostalgia dell'identità. Ancora adesso i circoli dei sardi sono dei piccoli comuni e i presidenti magari sono dei piccoli sindaci di questi bellissimi circoli sardi all'estero e in Italia, perché anche in Italia si passava il continente e sembrava di essere davvero all'estero anche allora, perché noi siamo un'isola. Quindi grazie a tutti quanti. Vedo un parlamentare, Marco Meloni, lo invito a darci il saluto. Grazie Assessore, credo saluto tutte le autorità, il Presidente, il Rettore, il nostro Arcivescovo e tutti i sardi che qui e nel mondo seguono questo momento. Abbiamo parlato tutti di qualcosa di personale, io vivo quasi settimanalmente, questo perché da oltre 20 anni sono più i periodi nei quali ho lavorato non fuori dall'Italia ma fuori dalla Sardegna nel corso della settimana per poi tornare qui. Mi ritengo fortunato in questo senso, però conosco molto bene la Sardegna vista da qui e vista da fuori e l'emozione che ciascuno di noi prova nel riconoscerci senza neppure presentarci quando ci incontriamo tra sardi, e il sapere dove c'è un sardo in qualunque via di Roma, per me che ci sono stato di più, ma anche a Milano qualcosa l'ho imparata, e anche le tante storie di emigrazione. Anch'io sono non figlio, ma i miei nonni hanno vissuto per diversi anni in Francia, poi avevo zii che stavano in Svizzera a fare lavori molto umili, e poi sperando di poter tornare e riuscendoci, ma ho dei cugini nati a Losanna, insomma delle cose che tantissime famiglie sarde conoscono, hanno sentito anche con storie che sono drammatiche perché non andavano a fare dei lavori particolarmente piacevoli. Se provo a inquadrare in un minuto da un punto di vista di ciò che le istituzioni possono fare, io penso che noi dobbiamo ragionare insieme di alcuni temi che sono per chi sta fuori e vuole poter fruire delle opportunità che da qualche decennio in realtà ci sono, cioè di non vivere per sempre in un altro paese o per sempre dover tornare in Sardegna, ma di poterci muovere. I temi che riguardano tutti noi riguardano molto anche chi e soprattutto chi è emigrato. Pensiamo alla mobilità, pensiamo alla fiscalità, stiamo cercando di lavorare perché in Parlamento tutti uniti si possa ottenere quello che credo che sia un diritto, cioè che chi in realtà risiede all'estero possa non pagare le tasse sulla casa come se quella che è realmente una prima casa non sia una seconda casa, e spero che si possa arrivare a questo risultato. E penso che noi possiamo cominciare a fare non un bilancio, ma anche un rilancio rispetto a come è cambiato il fenomeno dell'immigrazione, con un'immigrazione per fortuna e purtroppo anche più di qualità e anche intellettuale. Abbiamo sperimentato in Sardegna, forse per primi, una cosa che si chiamava Master and Back, facciamo un bilancio, siamo in grado di accogliere le persone che aiutiamo a formarsi fuori, abbiamo una eccellenza, non sapevo ci sarebbe stato il Rettore, ma l'avrei citata anche se non fosse lei qui, nel senso che l'università è il luogo della mobilità da molti secoli per la verità, e questi progetti dicono che noi possiamo sia accogliere sia evitare che tutto il percorso formativo, maggiore è la qualità delle persone e delle opportunità, si svolga fuori. Si può fare molto bene in università anche qua e si può andare fuori, tornare, insomma l'università è il luogo della circolazione dei talenti, delle intelligenze dei ricercatori. E abbiamo un progetto, quello dell'Einstein Telescope, sul quale tutte le istituzioni della Sardegna e tutta la classe politica, culturale, tutta la società è unita per una volta, siamo uniti. Quello è un progetto nel quale noi possiamo anche accogliere sia sardi che hanno studiato e lavorato all'estero, sia non sardi come il nostro Rettore, come il nostro Arcivescovo, che accogliamo e che rappresentano istituzioni che sono esse stesse un segno di mobilità. Però quella è una grandissima opportunità e voglio concludere con questo, perché penso che noi abbiamo fatto, non siamo sempre uniti, e poi chi ha dei ruoli istituzionali e politici è anche giusto che abbia delle idee differenti e si trovi a contrastare anche spesso, però su alcune battaglie, penso a quella sull'insularità, penso ora a quella dell'Einstein Telescope, noi siamo stati uniti e siamo uniti. E in questa giornata e con voi, di fronte ai quali non ci sono con voi emigrati, con voi sardi come siamo tutti, e come magari
sentiamo più quando siamo fuori da qui, il fatto che siamo tutti un unico popolo. Penso che in questa giornata, che è la giornata di noi sardi, del popolo sardo, richiamare il fatto che possiamo e sappiamo essere uniti e che essere uniti ci può far conquistare degli obiettivi fondamentali, penso che sia la cosa più bella, e penso che ogni volta che noi incontriamo un sardo fuori di qui ci ricorda che anche chi ha dei doveri istituzionali deve cercare di cooperare con le istituzioni, spesso soprattutto con chi non la pensa come noi, per raggiungere questi risultati. Quindi grazie a tutti per questa opportunità, buon lavoro. Bene, vi annuncio che domani, la fine della giornata di domani, concluderà i lavori della conferenza il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Camera, che si occupa anche di emigrazione, Ugo Capellacci. Adesso l'ultimo intervento istituzionale lo facciamo fare all'onorevole Di Gioi, perché ha la moglie argentina e voleva parlarne. Vieni. Voleva parlarne, prego. Buonasera a tutti, io ringrazio Ada per questa grande opportunità che mi dà. È vero, la moglie argentina, è figlia di immigrati, il babbo calabrese e la mamma siciliana, si sono conosciuti là nel dopoguerra, quando gli italiani si aiutavano a costruire le case, e dal loro matrimonio sono nate 4 figlie. Una di queste è diventata mia moglie, e quindi ad agosto scorso, dopo la pandemia, ho avuto l'idea, dato che adesso ho questo ruolo che i miei elettori mi hanno donato, di andare a visitare il Circolo dei Sardi di Buenos Aires. E quindi grazie a Facebook, ma ora c'è Facebook, l'ho contattati, mi hanno detto certo, l'aspettiamo. Ed è stata, vi vorrei raccontare questo, un'esperienza bellissima, perché mi sono immerso nel vero amore per la Sardegna che noi qua che siamo in Sardegna non riusciamo a dare. E mi sono reso conto quanto i nostri sardi all'estero ci tengano alla nostra cultura, ai nostri valori, alle loro origini. E quindi mi sono ripromesso nel mio piccolo dell'attività di consigliere regionale di stimolare un'attenzione verso i circoli di sardi all'estero, senza nulla togliere ovviamente ai circoli dei sardi nel nostro paese, che svolgono un ruolo fondamentale. Questo perché? Perché immergendovi in quel pomeriggio, in 3 ore che sono volate, vi ricordate? Sono volate parlando di tantissime cose, anche assaporando i dolci sardi fatti con le mani sardi in Argentina, che sono qualcosa di meraviglioso. Mi sono reso conto che effettivamente sostenere e dare un contributo importante ai nostri circoli sardi all'estero vuol dire evitare che grandi cuori sardi che hanno dovuto abbandonare la nostra terra, magari 3-4 generazioni fa, in cerca di fortuna, smettano di battere, perché purtroppo sta verificando nel Sud America che alcuni circoli sardi si disgreghino, e questo non deve più accadere. A mio parere, anzi, si deve avere la possibilità ai circoli sardi di rinascere, e quindi che un nuovo cuore, un grande cuore sardo riprenda a battere. Per questo di questo ho parlato con l'assessora Lai, con la quale avevo un ottimo rapporto anche con Alessandra Zedda. Poi questo rapporto sto continuando ad averlo con l'assessora Lai, che comunque a questi stimoli si è dimostrata subito pronta, e ritengo che dia concretezza a questa sua nobile volontà. E quindi io, terminando questo mio piccolo contributo, volevo ricordare anche che i nostri sardi iscritti all'AIRE costituiscono il 10% della nostra base elettorale, e quindi è importante che siano sostenuti, in quanto anche in questa maniera potranno democraticamente contribuire al governo della nostra regione. Grazie. Arrivati in realtà alla fine del primo panel, e cioè dei saluti istituzionali di chi ha voluto onorare la vostra presenza, e adesso cominceremo a dare la parola ai veri protagonisti che siete voi.
con il secondo panel che verrà moderato dal direttore generale dell'assessorato Roberto Doneddu, al quale io rivolgo i ringraziamenti che prima Alessandra ha giustamente anticipato, per il grande lavoro, perché non si arriva a fare questo lavoro, voi siete tutti qua e vi assicuro che è stato un lavoro molto complesso, molto complicato avervi tutti qua, sistemarvi tutti, non sarete tutti meravigliosamente contenti della vostra sistemazione, io spero comunque di continuare in giornata anche a migliorare tutto, ma insomma è stato un lavoro molto complesso e il risultato è la vostra bellissima presenza. E naturalmente l'organizzazione che abbiamo affidato all'ASPAL, l'Agenzia del Lavoro, che è qui rappresentata dalla dottoressa Maica Versano. I nostri bravissimi uffici, li conoscete tutti, Ignazio Boi, certo. Ma gli uffici, non so se prenderete la parola, ma nel panel ci sarà sicuramente anche un motivo poi per parlare anche voi nei nostri uffici, i nostri funzionari, i grandi funzionari, i nostri dirigenti, che sono stati bravissimi a organizzare. E adesso io credo che quindi a questo punto, intanto che si sistemano le poltroncine, ascoltiamo ancora una volta la Launedda, che ci fa sempre emozionare. Nel frattempo prepariamo il secondo panel dove i protagonisti sarete voi. Grazie di tutto, io vi ascolterò da giù, intanto interverrò. Sì, il suono delle launeddas. Le launeddas, che quasi certamente voi tutti le conoscerete, è uno strumento polifonico formato da 3 pezzi di canna semplici, che storicamente è datato a 2800 anni fa, quindi diciamo 2800 anni di storia che sicuramente sin da allora suonavano nei templi, ma poi con l'andare dei secoli è entrato a far parte dei repertori, a suonare nelle chiese, a accompagnare le processioni religiose, a suonare addirittura i brani della messa, come abbiamo fatto stamattina nella cattedrale, dedicando appunto a Sadì de Sardegna questa messa in lingua sarda, accompagnata appunto dalle launeddas e dai nostri canti, che manteniamo dopo tanto tempo che hanno rischiato più volte di scomparire, stiamo cercando di tenerli in vita. E le launeddas sono ancora presenti e anche i loro suoni, non sappiamo se 2800 anni fa, sicuramente magari suonavano in modo diverso, i repertori soprattutto, però sono ancora presenti e questo è, diciamo, lo stesso, il mio maestro, che è scomparso 28 anni fa, compose un brano che ora vi farò ascoltare, e questa è musica, praticamente musica contemporanea, anche se riporta al tempo passato, però lui ha voluto dedicare al Bambino Gesù questo brano, intitolato Celesti Tesoro, la Ninna Nanna al Bambino Gesù.
Grazie, gentilissimo. Grazie davvero. Io chiamo nel frattempo che faccio gli ultimi ringraziamenti il dottor Roberto Doneddu, direttore generale dell'assessorato del lavoro, che condurrà il secondo panel. E nel frattempo vi do che sta il dottor Doneddu, che chiamerà naturalmente coloro che parteciperanno a questa piccola tavola rotonda. Prego, dottor Doneddu. Ringrazio ancora le forze dell'ordine che sono qua e che quindi ci ricordano sempre quanto la nostra sicurezza si debba a loro, tutti i rappresentanti dei corpi militari. E poi voglio anche anticiparvi che domani, durante i vostri momenti in cui ci sarà tanta discussione, alcune cose ve l'hanno già anche dette. Il Presidente della Regione parlava proprio di una necessità e l'abbiamo detto tante volte anche noi nelle nostre riunioni telematiche, cioè nel senso di online, che intanto bisogna fare perché siete troppo lontani per venire sempre qua, e abbiamo sempre detto che ci vuole un grande progetto regionale che rilanci da esportare tutti i circoli dei sardi nel mondo, da esportare, perché vi sentiate di nuovo molto protagonisti e davvero riusciate a rendere molto visibile la nostra Sardegna nel mondo. Tutte cose che faremo, come il progetto dei giovani che è stato messo in finanziaria, tutte cose che faremo nel corso di quest'anno. Niente, domani verranno a darci manforte nelle nostre tavole rotonde l'assessore Moro per dei trasporti, molto importante, perché voi sapete che cosa vuol dire la continuità territoriale per noi, e l'assessore all'ambiente Marco Porcu, che ci parlerà appunto della sostenibilità della nuova economia sarda, della sostenibilità di tutta la ricerca e della nuova economia appunto dello sviluppo della nostra isola, e che appunto ci assisteranno, a cui potremo fare tante domande. Io passo il microfono al dottor Doneddu e sono onorata di sentire adesso le voci dei rappresentanti della consulta, delle federazioni e quelle che vorranno intervenire nella tavola rotonda che il dottor Doneddu modererà. Grazie a tutti, io sono laggiù per interverrò. Grazie Assessore. Allora intanto buon pomeriggio a tutte e tutti qui in presenza e a chi ci segue in streaming da tutte le parti del mondo. Ci sono 3 sedie qui a disposizione. Chiamerei a farmi compagnia per questo primo panel della sessione che abbiamo chiamato l'emigrazione sarda oggi. Domenico Scala, vicepresidente vicario della consulta regionale dell'emigrazione. Serafina Magia, vicepresidente anche lei della consulta regionale dell'emigrazione, e Mauro Carta, rappresentante delle associazioni di tutela. Noi ci accomodiamo, nel frattempo ci godiamo un video. I sardi guidando sentirete per la Sardegna, anche nel campo culturale, artistico e sportivo. Tutti hanno notato e un esempio della squadra calcio.
cierto, porque italiano y argentino y la gente del pueblo sardo que es también parte de nuestro pueblo. Consegnare anche una bandiera della Sardegna e un libro sulla Sardegna. Allora ringraziamo la regia per questo video, hanno selezionato, ne vedremo ancora un altro tra un blocco e l'altro e forse, se abbiamo il tempo, uno in chiusura. Sono dei video che appartengono all'archivio della Regione e che sono depositati presso la Cineteca Sarda. Allora iniziamo a sentire dalla viva voce dei protagonisti il loro contributo sull'emigrazione sarda oggi. Come gli addetti ai lavori sanno molto bene, l'articolo 24 della legge 7 del 91 prevede una consulta. In estrema sintesi, il compito della consulta è quello di coordinare gli interventi della Regione a favore degli emigrati e delle comunità dei sardi all'estero e in Italia. Qui abbiamo i due vicepresidenti della consulta, Domenico vicepresidente vicario e Serafina vicepresidente. Darei la parola in primo luogo a Domenico, se siamo d'accordo. Vi dico soltanto due righe di introduzione. Domenico Scala è originario di Alghero, è emigrato in Svizzera, rappresenta gli emigrati di prima generazione. Nel vicinissimo 1975 è stato nominato delegato per partecipare al Consiglio nazionale della Federazione dei Circoli dei Sardi in Svizzera e da allora fa parte della consulta regionale. Attualmente ricopre la carica di vicepresidente vicario e ha partecipato alle due precedenti conferenze dell'emigrazione del 1988 e del 2008. Domenico, abbiamo 7-8 minuti a testa, me ne hai chiesto 9, a te la parola. Certo, certamente, siamo qui per te. Grazie, allora scusate un attimo, c'ho una mascherina perché noi abbiamo ancora carnevale in Svizzera. Parliamo al microfono così anche chi segue in streaming ci può seguire. Mi sentite? Sì. Benissimo. Buongiorno a tutti. Desidero per prima cosa ringraziare l'assessore dottoressa Adalai e la Regione, i presidenti Cristian Solinas e Michele Pais, per aver organizzato questa conferenza internazionale di immigrazione sarda e salutare tutti i partecipanti, i colleghi che provengono da tutte le parti del mondo, in particolare coloro che giungono dai paesi più geograficamente lontani dalla nostra isola. Credo che un'iniziativa di questo tipo vada istituzionalizzata, ripetuta ciclicamente, magari in coincidenza con i tempi della legislatura regionale, con la stessa formazione della consulta regionale dell'emigrazione, i cui compiti, ricordiamoli, compiti stabiliti dalla legge sono quelli di discutere, preparare ed elaborare le linee politiche e programmatiche per l'emigrazione, tutte cose assolutamente necessarie per essere pronti a cogliere rapidi cambiamenti che interessano il mondo contemporaneo, il quale presenta importanti novità, ma anche significative e costanti. Questo vuol dire che i flussi migratori dalla Sardegna riguardano di certo cervelli e professionalità, ma anche piccoli artigiani, quanti si muovono nel mondo globalizzato alla ricerca di migliori condizioni di vita e di lavoro, attratti dalle proposte offerte da economie più avanzate, come sono quelle, e parlo dell'Europa, di Germania, Svezia, Olanda, anche della Svizzera, dove io vivo. Tutti i paesi bisognosi non solo di medici,
professionisti, ingegneri e scienziati, ma anche di falegnami, idraulici e in generale di artigiani. E poi, passando a trattare dei riflessi in casa nostra, ossia nel mondo dell'associazionismo e dell'immigrazione, diciamo subito che viviamo un'importante fase di transizione. Beh, infatti gradualmente uscendo di scena la classe dirigente migrata del secondo dopoguerra, ma stentano ad affermarsi le energie nuove, non solo i nuovi immigrati, ma anche discendenti della prima generazione, energie che appaiono ancora troppo restie o non del tutto pronto a succedere a quelle precedenti, soprattutto perché preferiscono modalità di aggregazione e sistemi di relazione diversi da quelli che le hanno precedute. Come ben noto, oggi predomina la forte propensione delle giovani generazioni verso le aggregazioni virtuali rispetto a quelle fisiche. Non vi è dubbio che questa nuova realtà, che in qualche modo e da qualche parte sostituisce le tradizionali catene migratorie, vada salutata positivamente, ma dobbiamo anche chiederci fino a che punto abbia senso chiudere le sedi materiali, considerato che comunque quasi tutti i rapporti che iniziano virtualmente hanno bisogno alla fine di uno sbocco materiale, costituito da un punto di incontro a fini di socializzazione, di inserimento nella società ospitante, di ricerca, di lavoro, eccetera. D'altronde, il buonsenso e il dibattito attuale ci dicono chiaramente che il prevalere della tecnologia non è destinato a soppiantare del tutto l'opera dell'uomo, ma solo a supportarla e migliorarla. Aggiungo poi che oggi il modello associazionistico sostenuto dalla Regione presenta un'impronta marcatamente italiana, e come accade in Italia è caratterizzato dal prevalere delle preoccupazioni formali e burocratiche su quelle sostanziali. Dopodiché non possiamo non constatare che tale modello genera una profonda sfiducia nei soggetti destinatari degli interventi, una sfiducia che avvantaggia nella sua attuazione chi vive in Italia rispetto a chi opera all'estero. Voglio dire che chi vive all'estero ha interiorizzato ormai da decenni la convinzione che il rispetto delle leggi e l'etica pubblica costituiscono una condizione irrinunciabile per una sana convivenza civile. Voglio ricordare al riguardo la nostra decisa opposizione all'immagine dell'emigrato visto come il furbetto che cerca di frodare l'ente pubblico, al quale il controllore regionale di turno cerca di rendere più difficile l'esistenza, con sempre maggiori richieste documenti, ricevute, fideosioni, modulistica, dichiarazioni, eccetera. Tutte cose che spesso risultano essere inutili o superflue. Orbene, se vogliamo che si accostino al nostro mondo i giovani che sono scappati dall'Italia, non dobbiamo assolutamente riproporre le prassi negative, irritanti, sfibranti e vessatorie da cui sono scappati. Ma ora occorre aprire una nuova finestra. Abbiamo letto tutte le allarmanti dichiarazioni di Elon Musk. L'Italia sta scomparendo. Parole che ci hanno colpito per la brutalità, ma si tratta di parole purtroppo confermate dai dati che ci ha fornito l'Istat. La popolazione invecchia, aumenta il numero dei decessi, mentre diminuisce il numero dei nati. Nel 2022 in Italia ogni 1000 abitanti si sono contati 12 morti e solo 7 nati. Per la prima volta dall'Unità d'Italia abbiamo avuto meno di 400.000 nuovi nati. I dati riguardanti la Sardegna sono persino peggiori. Ora gli esperti sono concordi nel mettere in relazione gli eventi demografici con quelli sociali ed economici. Esiste infatti un legame preciso fra il crollo democratico e altri fattori come la decrescita economica, il disseccamento delle radici culturali, la fragilità sociale, la disoccupazione, la debolezza dell'azione politica, l'abbandono dei piccoli paesi, la desertificazione di interi territori, lo svuotamento delle classi nelle scuole, l'abbandono scolastico, la diminuzione degli iscritti all'università. È un quadro davvero pericoloso e preoccupante, un quadro che richiede uno sguardo prospettico e un intervento strategico. Perché? Ma perché nella storia i crolli demografici sono spesso stati causati da un indebolimento della coscienza collettiva. Al riguardo, la Sardegna vanta un rapporto assai forte con le sue tradizioni e con le sue radici. Questo non vuol dire che può avviare una riflessione importante per tutti in merito al tema della cittadinanza. Sappiamo tutti benissimo che così
Come vi è un'Italia fuori dall'Italia, vi è anche una Sardegna fuori dalla Sardegna. Vi sono tanti italo-discendenti e altrettanti milioni di oriundi che vanno disaffezionandosi alla patria di origine e che invece gradirebbero moltissimo sbloccare le leggi e burocrazie per potersi dire pienamente italiani. Potremmo dire altrettanto dei sardi, dei figli e nipoti dei sardi espatriati a cominciare dall'immediato dopoguerra. Dovremmo guardare con estremo interesse a questi nostri connazionali e corregionali che vivono all'estero. Se volete, puoi fare un discorso serio di rientro di giovani per combattere lo spopolamento delle aree della nostra isola, vista la desertificazione attuale e quella ancora più grave che si prospetta nei prossimi decenni. Fatelo con i circoli dell'America Latina, nei confronti dei quali l'Italia è molto più attrattiva di quanto lo possa essere per i discendenti degli emigrati sardi in Europa, in Australia o nel Nord America. Con questi ultimi si possono comunque creare legami nei campi della ricerca e dell'economia, pur senza chiedere a nessuno di trasferirsi in Sardegna. Ma anche parlando di contributi tesi ad arrestare questi processi di spopolamento e di invecchiamento della Sardegna, per i quali si ritiene che i migliori apporti possano giungere proprio dall'America Latina. Consideriamo che se molti circoli europei ed extraeuropei chiudono, non significa che sia scomparsa la comunità di corregionali che li avevano costituiti o che questi abbiano perso interesse per la Sardegna, ma a prescindere dal dato generazionale significa solo che non si è saputo interloquire a dovere, facendo loro proposte realistiche e praticabili. Ritengo inoltre che vada rivalutato e rilanciato il ruolo rappresentativo e politico dei sardi all'estero, anche in considerazione del fatto che molti da cittadini italiani votano per il Parlamento italiano o da cittadini del luogo partecipano nelle elezioni locali. Chi meglio di loro può fare l'interesse della Sardegna? Da dove emergono d'altronde numerosi italiani che dall'Australia agli Stati Uniti, all'America Latina e in altri paesi europei occupano posizioni di rilievo nella vita politica, nei rapporti con queste persone. Ma per far questo occorrono visione, progettualità e volontà politica tali da superare le rendite di posizione che persistono. Per finire, e mi avvio alla conclusione di questo mio intervento, voglio affermare che non vi è dubbio che la Sardegna sia stata la regione più attenta alla propria immigrazione ed è ancora oggi è la regione italiana che la finanzia in modo più consistente. Questo è un grande merito che va riconosciuto agli amministratori e politici sardi. Ciò vuol dire che la Sardegna è anche la regione che può ambire ad aprire vie nuove per superare le gravi criticità del tempo presente, ma ritengo che le energie umane, professionali ed economiche, in assenza di una qualificata progettualità, rischiano di disperdersi in un'erogazione pubblica fine a se stessa, senza finalità e senza ritorno. Ringrazio tutti per la cortese attenzione e auguro a questa Assemblea un lavoro proficuo per tutti i sardi in Sardegna, in Italia, in Europa e nel mondo. Allora, grazie Domenico, noi siamo qui oggi per sentire con questa passione le vostre voci, le vostre testimonianze, per poterne fare tesoro, cercando di arricchire anche tutto il lavoro che abbiamo fatto in preparazione della conferenza, dietro le quinte, che continuerà con i gruppi e che domani vedremo in qualche modo di finalizzare, perché possa essere un punto di partenza per gli anni a venire. Allora, Serafina Magia, originaria di Carbonia, ha presieduto la FASI per 10 anni. Dal dicembre del 2021 è presidente vicario, ha iniziato le sue battaglie in nome della Sardegna nella metà degli anni 70. Quando anche lei, come tanti giovani, lascia la Sardegna, diventando a tutti gli effetti un'emigrata. Da Carbonia, ma originaria dell'Oristanese, a Padova, dove dopo la laurea in scienze politiche a Cagliari aveva vinto una borsa di studio all'università per un corso di organizzazione aziendale. Ed è qui
nella sua nuova vita lontana dall'isola, che inizia a occuparsi quasi a tempo pieno della Sardegna. Serafina, come vedi tu l'emigrazione sarda oggi? Microfono per piacere, così ci sentono anche in streaming. Beh, intanto saluto tutti, le autorità, voi che avete lavorato all'organizzazione di questa conferenza, quindi l'assessore, sia la precedente assessore che ha iniziato questo progetto, quindi Alessandra Zedda, e Adalai che l'ha continuato, e lo staff che l'ha portato avanti. In tante difficoltà, anche con tanta magari imprecisione, però oggi siamo qui dopo tanto tempo che in presenza non discutevamo, non parlavamo in consulta dei nostri problemi e del nostro lavoro. Essere insieme quindi oggi ci aiuta ad affrontare il tema che vogliamo sviluppare, cioè quello della emigrazione di ieri, di oggi e di domani, perché siamo in un momento, stiamo venendo fuori da una grande crisi dovuta alla pandemia, che ha influito su tutta la nostra vita personale e sociale, quella sociale in particolare. Per cui i circoli, che sono luogo di incontro, per un periodo sono stati chiusi, hanno lavorato via web, sono andati avanti tutti senza tralasciare il loro compito. Ma è un'altra cosa incontrarsi. Siamo qui e ripartiamo. E ripartiamo in un modo nuovo. Avevamo bisogno di rincontrare la Sardegna della politica, la Sardegna delle associazioni, la Sardegna dei comuni, per ripartire insieme, valorizzando tutto quello che abbiamo fatto finora, per non perderlo, perché si rischia di perderlo. E non si può andare avanti se non esistono i circoli, se non esistono la base che li ha creati. Noi siamo delle associazioni di persone che insieme, nel nome della Sardegna e per la Sardegna e per consolarsi insieme e per andare avanti insieme, sia fuori dalla Sardegna, al di là del mare, perché noi diventiamo sardi ed emigrati una volta che passiamo il mare, a prescindere dalla terra dove approdiamo. Quindi siamo felici di essere qui inseriti a parlare non solo di noi, ma a parlare di noi e della nostra organizzazione in funzione del grande piano che la Regione ha fatto suo, il grande piano europeo che la Regione ha fatto sua, che è quella del progetto 30, dell'agenda 2030, scusate, sono un po' 2030. E perché? Perché ci state chiamando nel momento in cui state creando questi interventi. E quindi ci considerate intenditori, ci considerate immediatamente coinvolti alla progettazione per il raggiungimento di questi obiettivi. Ma se i circoli non possono sopravvivere a questo momento di crisi e non esiste queste organizzazioni democratiche, rete democraticamente e rete dalle persone, dove per anni si è partiti con la cultura, ma la cultura intesa in senso ampio, cioè la cultura del ballo sardo, la cultura alimentare, la cultura degli intellettuali che partivano e si mettevano al servizio degli emigrati negli anni 70 con i loro corsi di alfabetizzazione, con i loro corsi di cultura sarda. Il sardo scopre di essere emigrato, di essere sardo quando appunto lascia il mare, ma viene via, siamo venuti via anche chi si è laureato in Sardegna con molte lacune sulla storia della Sardegna e sull'identità sarda, tale da diventarne orgogliosi. Ai miei tempi non si insegnava storia della Sardegna né alle elementari né a scuola.
E quindi nei circoli questi intellettuali messi al servizio, ricordo nomi famosi, prima Bandino, facevano lezioni, accoglievano sia da questo punto di vista sia anche dal punto di vista assistenziale, utilizzando i fondi che venivano dati dalla regione, che è stata lungimirante in questo. Allora, tutto questo patrimonio ha creato competenze culturali, competenze di esperienza, di come si vive insieme, culture diverse e obiettivi diversi, perché siamo esperti di integrazione. Siamo stati accolti in queste terre, abbiamo fatto il nostro lavoro, sia che fosse un lavoro in azienda, un lavoro operaio, un artigiano, sia che fossero professori universitari, e sempre questo filo rosso ci ha legato non solo tra di noi, ma tra di noi e chi abbiamo lasciato qui. Tra di noi chi sta a Roma, chi sta a Milano, chi sta a Zurigo, chi sta in Argentina, e questo grazie a un'organizzazione che è stata creata e a queste strutture. Vero, ci sono le nuove tecnologie, ci sono i nuovi modi di andare avanti, ma se non c'è un posto, come diceva Domenico, è un luogo dove tutto questo si realizza fisicamente, non ci sono più i volontari, non c'è il nostro tutto lavoro volontario. Io faccio parte, sono in Italia e le nostre associazioni sono tutte associazioni riconosciute del volontariato italiano, rispondono alle regole del volontariato italiano e quindi sono ben istruiti, caro Domenico, sul fatto che devono essere in regola, anche se le regole sono dure, che devono dare alla comunità che li ha accolto qualcosa, e vengono a chiedercene. Diventiamo agenti non solo di cultura sarda, ma di cultura, ripeto, di integrazione, di intercultura, di proposte, di consulenti quasi su questi temi. Ripeto, però siamo in un momento critico. Dobbiamo riprendere in mano l'organizzazione, rinsaldarla, far spazio ai giovani e alle donne, che sono l'elemento che alle donne che sono sempre state in emigrazione, sia come per seguire la famiglia, sia da un certo punto di vista in poi, alla ricerca anche loro di una posizione migliore per studiare, per lavorare, diventare infermiere, diventare scrittrici. Abbiamo questo grande patrimonio che deve essere in prima linea, che forse proprio perché si affaccia per la prima volta all'entusiasmo, anche là dove sembra che l'entusiasmo chi c'è stato finora non ce l'ha più, o per età o perché magari è deluso, perché sono successe tante cose. Ecco, i giovani, anche i giovani ci sono, non entrano in associazione. Dobbiamo trovare il modo di fare progetti, di dare servizi a questi giovani che a volte vengono via molto arrabbiati, e quando gli parli di circoli sardi non vogliono più sentirne della Sardegna, perché li ha mandati via, così viene detto. E queste risorse sono preziosissime, perché sono laureati in queste università, che sono buone università, e con questa preparazione hanno vinto concorsi e dottorati all'estero. Quindi è una perdita per noi enorme. Un modo per tenerli uniti è quello appunto di entrare nella rete dei sardi fuori e portare le loro competenze là, anche forse per far fuori tutti i vecchi dirigenti e ripartire. Questo può garantirci il futuro, altrimenti restiamo tristi e soli a rimpiangere quei giovani che erano arrivati negli anni 60 in una situazione
molto peggiore e per cui i circoli erano stati creati, perché magari non trovavano una stanza in affitto a Milano e quindi dormivano a turno nei circoli. Oggi nei circoli ci sono i figli di questi emigrati, ci sono i figli di questi emigrati, alcuni continuano, altri no, però sono allevati nella cultura sarda, sono allevati e sicuramente non vengono nei circoli, ma vengono ogni anno a trovare i parenti in Sardegna e sentono questo legame. Quindi le risorse ci sono, le risorse umane. Non ci sono più, almeno non sono più tante, le risorse finanziarie che la Regione ci dà. Non sono poche, però se noi entriamo in questi progetti, in questa agenda 30, ecco, noi mettiamo come sempre tutta la nostra buona volontà, tutte le nostre ore di lavoro gratuito, però abbiamo bisogno di strumenti e di organizzazione. Dobbiamo riprendere l'organizzazione delle federazioni che avevano modo di supportare i singoli circoli sia quando andavano bene sia quando andavano male, perché la struttura ha momenti di crisi. Dobbiamo quindi anche mantenere le sedi, perché come diceva Domenico, il web finisce quando spegne il video. La sede è un luogo dove ci si incontra sia per discutere del fatto che la Sardegna ci manda i contributi in ritardo, sia però anche per fare progetti, sia per mangiare sardo e per portarci gli amici a mangiare al circolo sardo, che così imparano che c'è questo prodotto, che noi glielo possiamo procurare, per discutere di continuità territoriale. Il problema dei trasporti l'hanno creato gli emigrati. Quando è iniziata la grande emigrazione ci si è accorti, per andare e venire dalla Sardegna, che eravamo ai tempi insomma, quasi delle carrozze. Abbiamo fatto le proteste, siamo i primi, Domenico è uno di questi, insieme al famoso Tullio Locci, che hanno indetto le grandi proteste che portavano gli emigrati nei porti di Genova, di Civitavecchia, quando si arrivava a Genova dall'Europa e la nave non c'era. La nave non c'erano posti perché erano stati venduti alle aziende turistiche che stavano iniziando a investire in Costa Smeralda e quindi facevano il vuoto per pieno fin dall'inizio dell'anno, oppure perché c'erano gli scioperi selvaggi e le persone bivacavano nel circolo di Genova che apriva le porte a chi quella notte non riusciva a dormire. Questa è la nostra ricchezza, questa solidarietà, questo volontariato che è sardo, che ce l'abbiamo nel sangue, non riusciamo a rinunciarci. Bisogna ripartire. Noi ci siamo. Adesso siamo qui felici di incontrare la politica sarda, le istituzioni sarde, che noi facciamo il possibile, ma voi avete il potere di portare avanti queste nostre esigenze. Grazie. Serafino. Adesso io darei la parola a Mauro Carta. Mauro è in rappresentanza delle associazioni di tutela, è originario di Gesico, laureato in economia e commercio, ricercatore e consulente. Ha lavorato nel settore della progettazione comunitaria e della cooperazione internazionale e delle politiche per il lavoro. È il nuovo presidente regionale delle ACLI, nonché coordinatore dell'Osservatorio delle Migrazioni del Comitato regionale Emigrazione-Immigrazione. È autore di numerose pubblicazioni e ricerche sul fenomeno dello spopolamento, tema che abbiamo già abbondantemente toccato, e sui flussi migratori della Sardegna. Mauro. Buonasera a tutti. Il microfono è acceso? No. Si sente? Un saluto a tutte le autorità, ai circoli presenti e ai rappresentanti che sono arrivati in Sardegna in occasione di questa conferenza.
Vorrei ripartire dal fatto che purtroppo questa pandemia ha lasciato il segno, soprattutto nei circoli degli emigrati. L'abbiamo vissuta in diretta anche noi come associazione di tutela. Io oggi sono qui a rappresentare la FAES, che raggruppa tutte le associazioni di tutela presenti anche in consulta, quindi parlo della FILEF, della Fernando Santi, dell'AITEF, del CREI. E insieme a loro abbiamo vissuto questo momento difficile, lo stiamo ancora vivendo, perché comunque la pandemia, come diceva anche Alessandra Zedda prima, in qualche modo ci ha impedito di poter fare le cose, ha tagliato i ponti che stavamo costruendo, ci ha impedito anche di realizzare tutte quelle progettualità che in qualche modo stavamo mettendo in campo. E ancora oggi è difficile ricostruire. Molti dei rappresentanti presenti oggi qui hanno raccontato in questo periodo, anche attraverso le interviste, attraverso tanti momenti in videoconferenza, quali difficoltà stavano attraversando. E sicuramente tutti i circoli nel mondo hanno vissuto queste esperienze negative e sarà difficile in qualche modo ricostruire anche tutto quello che di buono si è realizzato negli anni. Pensa al fatto che molti circoli purtroppo hanno chiuso in questo periodo, proprio per le difficoltà economiche, organizzative. Pensa al fatto che molti, come diceva Serafina, ormai tutti i circoli si basano sull'azione volontaria dei loro soci. Tutta azione che viene svolta quotidianamente con tanti sacrifici, con tanto senso di dovere verso quella rappresentanza che hanno i circoli rispetto alla loro terra d'origine, e ci credono in questo progetto. Sono i primi rappresentanti, li abbiamo chiamati molto spesso ambasciatori della Sardegna, e lo sono per davvero. Il nostro ruolo purtroppo come associazione di tutela molto spesso è difficile, perché essendo degli intermediari, delle associazioni che sono in Sardegna e che in qualche modo cercano di aiutare i circoli ma anche gli emigrati che decidono di partire, è un ruolo molto difficile. Noi constatiamo che annualmente partono dalla Sardegna oltre 4.000 persone. Gli iscritti all'AIRE nell'ultimo anno erano oltre 127.000. Purtroppo non li conosciamo direttamente, tutti questi sardi che sono emigrati. Vorremmo conoscerli uno per uno, capire cosa fanno, perché sono emigrati, quali sono le loro professionalità. E qui abbiamo un progetto ambizioso che si potrà realizzare se la Regione Sardegna, insieme a tutti gli attori, penso alle università, a tutto il mondo del volontariato, ma anche alla Chiesa, tutti insieme potremmo in qualche modo raggiungere i sardi che in qualche modo possono dare un contributo alla Sardegna. E l'azione strategica deve partire dalla Sardegna, coinvolgendo tutti questi attori, i circoli, le federazioni e tutti gli interlocutori a livello regionale che possono dare un contributo. In questo modo noi possiamo davvero valorizzare queste esperienze, queste professionalità, questi talenti. Alcune delle associazioni di tutela che oggi rappresento stanno portando avanti bellissimi progetti per la valorizzazione dei talenti, per lo sviluppo di progetti pilota che permettono ai giovani di poter tornare in Sardegna. Sapete che nel giro di 2 anni sono arrivati in Sardegna oltre 500 ragazzi argentini con un alto livello di specializzazione. Ecco, noi dobbiamo stare attenti a questi fenomeni, perché questi ragazzi hanno chiesto aiuto a noi, perché molti di loro purtroppo ancora non conoscono la lingua e quindi li stiamo aiutando sulla formazione linguistica. Molti di loro hanno necessità di integrarsi dal punto di vista culturale, conoscere la Sardegna, e quindi arrivando anche nei piccoli paesi, per loro diventa ancora più difficile questo percorso, e molti di loro stanno chiedendo la cittadinanza perché vorrebbero costruirsi una famiglia in Sardegna. Quindi sono fenomeni interessanti che dobbiamo in qualche modo prendere in considerazione come associazione di tutela, e soprattutto per riconoscere il diritto anche dei migranti che in qualche modo decidono di tornare nella nostra isola. Poi un discorso importante lo dovremmo fare alle seconde e terze generazioni. Oggi sono presenti molti nipoti di emigrati sardi in tutto il mondo che hanno lasciato la nostra terra negli anni 50 e quindi con loro va fatto un discorso intergenerazionale, perché molti di loro sono diventati dirigenti dei circoli. Penso a una convention che avevamo fatto un po' di anni fa a Chia,
organizzata proprio dall'assessorato al lavoro, dove molti di loro in quell'occasione si erano impegnati per assumere ruoli di responsabilità. E su loro noi dobbiamo in qualche modo fare un investimento a medio e lungo termine. Loro saranno i rappresentanti della Sardegna per il futuro di questa rete bellissima di professionalità, di risorse e soprattutto di persone sensibili e che amano la Sardegna. Quindi c'è da fare un discorso a favore, soprattutto penso ai circoli dell'estero che hanno vissuto in questo periodo di pandemia grosse difficoltà e che ancora lamentano il fatto che hanno bisogno del sostegno della Sardegna, un sostegno che oltre che essere finanziario va in qualche modo acquisito giorno dopo giorno. Loro lamentano il fatto che per esempio non c'è un forum costante dove loro si possono relazionare costantemente e dove hanno bisogno in qualche modo di interloquire con noi per raccontarci quello che stanno facendo, quello che vorrebbero fare. E quindi i lavori di gruppo che domani inizieranno porteranno sicuramente in evidenza queste problematiche su cui noi dobbiamo riflettere e dobbiamo in qualche modo ragionare con loro per dare luogo a un'azione davvero strategica, se vogliamo davvero che questa formidabile rete degli emigrati possa continuare a esistere. Vi ringrazio. Grazie. Grazie Mauro. Penso che su questo versante anche l'amministrazione regionale potrebbe forse fare qualche passo in più ancora, no? Magari trasformando Sardegna Mondo in una piattaforma che diventi quel forum del quale tu parlavi. Nulla sostituisce i luoghi fisici, nulla sostituisce il lavoro in presenza, ma forse la tecnologia può aiutarci in qualche modo ad azzerare le distanze e a creare questa rete diffusa con tutti, insomma, con tutte le generazioni di riferimento. Io vi ringrazio, vi chiedo di lasciare il posto ai partecipanti al prossimo panel. Grazie Domenico, grazie Serafina, grazie Mauro. Sì, prima di chiamare i partecipanti al secondo panel possiamo probabilmente lanciare il secondo video. Chiedo conferma alla regia. La signora Gerolama Agus è partita dalla Sardegna 23 anni fa e adesso sta a Parigi dove fa l'assistente d'infanzia. Tra sardi abbiamo avuto subito una simpatia quando io li ho conosciuti, perché li ho conosciuti da poco, 4 anni fa solo. Fra i sardi che sono immigrati c'è anche chi è diventato imprenditore, il caso di Giovanni Daga di Quarto. Ho imparato il mestiere di muratore. Poi ho continuato in un'impresa che ho fatto 21 anni, in un'impresa edile lo stesso, che da muratore sono diventato il capo squadra, poi capo cantiere, poi conto lavoro. Giovanni Massidda, impresario in Francia, a Parigi. È partito anche lui nel 1956, ha lasciato la Sardegna, è arrivato nel 1956, il 14 febbraio. Non ero solo, c'erano con me altri 499 giustamente emigrati sardi, la Sardegna si è spopolata, ma penso che dopo ne ha avuto anche un po' un compenso. Il legame è soprattutto culturale, affettivo chiaramente, ma soprattutto culturale perché è un filo che penso non si può spezzare perché le radici sono lì e le radici sono quelle, sono fortissime.
Allora, chiamo qui sul palco Bastianino Mossa, presidente della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, Margarita Tavera, presidente della Federazione dei Circoli in Argentina, e avere qui Marga, come lei ama essere chiamata, è un'occasione unica per ricordare Cosimo, il papà di Marga, che si può forse definire il padre fondatore dell'immigrazione sarda in Argentina, no Marga? E poi avremmo dovuto avere con noi Gianni Manca, che non può partecipare in rappresentanza della Federazione dei Circoli in Germania, e chiamo ancora sul palco Antonio Mura, presidente della Federazione dei Circoli in Svizzera. E mentre Antonio Mura ci raggiunge, do la parola di nuovo all'assessore. Grazie. Le immagini bellissime che abbiamo visto di tanti anni fa probabilmente sono patrimonio che ci rimangono delle nostre cineteche sarde regionali. Mi fanno pensare in realtà a quello che prima dicevano i vostri colleghi, coloro che hanno partecipato al panel precedente. È vero, ci sia un momento difficile anche perché le terze generazioni a volte non hanno la stessa voglia forse che avete avuto voi di portare avanti i circoli che erano nati come assistenza agli altri e quindi vi sentivate molto vicini. Sto parlando soprattutto dei circoli esteri. Ed è quindi il momento, e lo abbiamo detto anche in alcuni momenti di teleconferenza, è il momento di tornare ai grandi progetti. Di tornare ai grandi progetti regionali da esportare dappertutto, per farli sentire ancora protagonisti, per portare la cultura sarda fuori. È il momento forse anche di un ritocchino di norme, l'abbiamo detto prima, di qualche norma, di qualche regolamento che impedisce ormai nella società moderna attività che in realtà sono invece indispensabili per continuare. Quindi tutto quello che è stato detto sono dei momenti importanti di riflessione, adesso ne sentiremo altri molto concreti anche. Quello importante è che noi come Regione, e qui c'è un direttore generale, un assessore, credo che riusciamo a dirvi che ne terremo conto davvero talmente tanto che lotteremo per questo. Grazie assessore. E qui con questo riferimento dell'assessore al nostro impegno anche per quanto riguarda la Direzione Generale del Lavoro, ne approfitto per ringraziare chi ha lavorato dietro le quinte davvero tanto per consentire a tutti noi di essere qui oggi, i colleghi della Direzione Generale e i colleghi dell'Agenzia Sarda delle Politiche Attive del Lavoro. Vi chiederei un applauso per loro. E anche mi dice l'assessore, anche se un pochino in conflitto di interessi, tutti i componenti dell'ufficio di gabinetto che hanno lavorato intensamente perché questo fosse possibile. E allora, io avrei in scaletta prima Bastianino, poi Marga e poi Antonio, ma Bastianino mi chiedeva di dare la precedenza a Marga, come lei ama essere chiamata. Ti presento un attimo, se me lo permetti. È presidente della Federazione Argentina, anche lei componente della Consulta, segretario dell'Associazione Italiana Sardi Uniti, Circolo di Buenos Aires attivo sin dal 1936, l'età di nascita di mio padre. Stamattina, mentre pensavo a te, Argentina, mi è venuto un flash di una storia vissuta
tanti anni fa, quando ero ragazzino, con mio padre, che era figlio di pastore Buddhas, come l'aveva soprannominato mio nonno quando aveva visto i primi impianti con migliaia di pulcini a terra, e forse Pastore Buddhas non era proprio un complimento allora. Lui era un grande appassionato radioamatore. Io ricordo una scena da ragazzino, quando lui iniziava a parlare col Sud America, con uno spagnolo e un portoghese fatto in casa, e acchiappa un sardo in Argentina. Ricordo la sua emozione, l'emozione del sardo in Argentina e la mobilitazione per mettere in contatto questo sardo in Argentina col fratello in Sardegna, con un microfono di una radio, di un radioamatore che si avvicina ad uno dei vecchi telefoni, e questi due fratelli si sentono, è la commozione profonda di quel momento. Oggi, scusate, questo intervallo mi è venuto questo ricordo, e penso che quell'emozione vissuta allora io possa rimetterla oggi in campo in modo speciale in questa avventura insieme di Sardegna Mondo. È figlia, l'abbiamo già detto, dello storico iniziatore dell'emigrazione organizzata in Sud America. E niente, non posso che darti la parola, Marga, e chiederti come vedi tu l'emigrazione sarda oggi e in prospettiva. Allora, buongiorno a tutti. Si sente? No. Si sente? No. Allora, dimmi, così. Fatto? Così? Pronto? Spento? Non si sente? Allora, sì, adesso sì. Non voleva che parlassi questo microfono, forse. Allora, vi saluto tutti. Saluto a tutte le autorità e a tutti i delegati rappresentanti delle associazioni e federazioni sarde nel mondo, alla stampa e a tutti i presenti. Più sinceri saluti a nome delle associazioni sarde dell'Argentina. Come si vede sarò l'unica presidente federazione che non sono nata in Sardegna, quindi è importante. Grazie a mio padre anche che mi ha inviato in Sardegna quando avevo 20 anni, quindi tu devi conoscere la Sardegna dove sono nato io e lì è iniziato il mio amore. Per quello è importante il contatto con la terra, perché io era figlia di un sardo quando sono venuta a Ittiri, dove è nato lui, e al rientro sono partita come una sarda nata in Argentina, che è una cosa ben diversa. La nostra federazione è formata da 8 associazioni che sono nate in tempi molto diversi. Il primo circolo, come ha detto prima lei, è nato nel 1936, ma già era attivo da prima, dal 1920. L'anno scorso hanno riconosciuto un giovanissimo circolo in Patagonia, che siamo molti contenti. Quindi ringrazio e poi che è anche una donna, siamo tutte donne in Argentina, tranne siamo tutte. Come sapete, i grandi flussi migratori più recenti verso l'Argentina sono quelli del dopoguerra, quindi i dirigenti dei nostri circoli sono ormai quasi tutti sardi di seconda e terza generazione. Contrariamente ai tempi passati, oggi anche l'Argentina è un paese di emigrazione, come ha detto anche Mauro poco fa. Intendo dire che i nostri giovani laureati stanno partendo verso l'Europa
preferibilmente verso la Spagna per motivi linguistici, ma molti di questi giovani emigrano verso l'Italia, richiamati dalle loro forti e profonde radici. Quindi fra poco faremo un circolo di argentini qui in Sardegna. Noi nati e cresciuti in Argentina amiamo fortemente questo nostro paese, ma siamo anche ricchi di una doppia cultura, perché ci sentiamo orgogliosi di appartenere e di amare anche la terra che sono stati costretti a lasciare tanti anni fa i nostri padri e i nostri nonni. Questo orgoglio di essere sardo-argentini lo dimostra l'indelebile testimonianza che a distanza di 87 anni dalla sua nascita il Circolo di Buenos Aires continua a vivere, a crescere e a difendere le sue radici storiche e i valori dei suoi fondatori. La lontananza, ma soprattutto le politiche monetarie che porta avanti l'Argentina, per non nominare anche la profonda crisi economico-sociale attuale, sono degli ostacoli che creano non poche difficoltà negli scambi economici con la Sardegna, ed è per questo motivo che i principali eventi che promuovono i nostri circoli sono di carattere sociale, culturale e sportivo. La Sardegna è ovviamente presente in tutte le nostre manifestazioni, dove la nostra cultura e le nostre tradizioni si tramandano non solo all'interno delle famiglie, ma anche attraverso le diverse associazioni. Anche in questa assise chiediamo alla Regione Sardegna che tenga nella dovuta considerazione il nostro ruolo di forza sociale, di rappresentanza e di promozione della Sardegna in Argentina. Anche se ci troviamo dall'altra parte del mondo, non vogliamo essere dimenticati, ma desideriamo che il nostro impegno di promozione nel volontariato venga sempre sostenuto e valorizzato. Vi ho presentato il nostro modo di essere e di sentirci sardi, perciò è importante che anche voi teniate conto di questa nostra realtà al momento che siete chiamati a valutare socialmente e economicamente il contributo che la Sardegna può ricevere dall'associazionismo sardo non solo in Argentina ma nel mondo, già che possono contribuire come ambasciate della Sardegna anche allo sviluppo sostenibile della nostra isola. Sono confusa, scusatemi. Adesso sì che non so come continuo. Allora. No, Vai, scusatemi davvero, sono proprio emozionata per quello, però. Ci sta, no? Allora, inizio da qui, se no mi perdo. La Sardegna è ovviamente presente in tutte le manifestazioni che svolgiamo, dove la nostra cultura e le nostre tradizioni si tramandano non solo all'interno delle famiglie, ma anche attraverso le diverse associazioni. Anche in queste assise chiediamo alla Regione Sardegna che tenga nella dovuta considerazione il nostro ruolo di forza sociale, di rappresentanza e di promozione della Sardegna in Argentina. Vi ho presentato il nostro modo di essere e di sentirci sardi, perciò è importante che anche voi
Teniate conto di questa nostra realtà al momento che siete chiamati a valutare socialmente e economicamente il contributo che la Sardegna può ricevere dall'associazionismo sardo non solo in Argentina ma nel mondo, già che possono contribuire come ambasciata della Sardegna anche allo sviluppo sostenibile della nostra isola. Penso di poter affermare che il nostro lavoro per mantenere saldi i legami con la nostra terra siano stati grandi e abbiamo finora dato esito positivo, anche essendo così lontano e vivendo in un paese cosmopolita dove l'influenza delle altre culture è enorme. Ma noi siamo anche coscienti che non si può pensare a un impegno a favore della Sardegna solo con il volontariato e l'entusiasmo, ma sono anche necessari mezzi sufficienti e politiche adeguati. I circoli, in quanto associazioni culturali e sociali, devono aprirsi anche a soci non sardi, sardi di cuore e collaboratori locali. Questi amici della Sardegna sono tanti e devono essere riconosciuti nell'ambito della legge regionale alla pari dei soci sardi. La legge sull'emigrazione è datata e va sburocratizzata. Bisogna facilitare e modernizzare il ruolo dei circoli con corsi di formazione e con la realizzazione di progetti e programmi di scambio e quant'altro contribuisca attraverso la valorizzazione delle esperienze non solo della Federazione Argentina, ma anche di tutto l'associazionismo sardo nel mondo, a farci crescere e migliorare per raggiungere l'obiettivo irrinunciabile della continuità generazionale. Chiedo alle autorità competenti in immigrazione, in particolare all'assessore Lai, di dedicare la dovuta attenzione ai problemi urgenti che devono affrontare la Sardegna per bloccare l'endemico fenomeno dell'emigrazione di tanti giovani che con le loro partenze creano la desertificazione e l'impoverimento dei paesi interni della Sardegna. Di pari passo noi sardi in Sud America, figli di quei sardi che sono dovuti andare via nel secondo dopoguerra per cercare un lavoro e una vita migliore, oggi lanciamo un grido di solidarietà e chiediamo alla Sardegna di considerarci figli della stessa terra e risorsa importante per creare una rete di scambi culturali utili alla conoscenza e alla promozione in tutti i campi della nostra terra di origine. Chiedo quindi di aiutarci a fare quello che tanto desideriamo promuovere nel miglior modo possibile, ovunque è possibile, la nostra isola. Aiutarci vuol dire anche semplificare il sistema burocratico regionale, tenendo conto che ogni paese ha le sue regole, le proprie normative e le proprie usanze, che spesso si differenziano da quelle italiane e che noi residenti in quei paesi dobbiamo prioritariamente rispettare. Noi siamo i sardi alla fine del mondo, i sardi di madrelingua spagnola, i sardi del mate e del tango e a los tucumanos della chacarera, i sardi nati oltreoceano, ma comunque sardi, orgogliosi di esserlo. Grazie, forza Pares e campioni del mondo. Marga, questa per gli amanti del calcio era una stoccata finale proprio. Grazie Marga. Questa sfida della sburocratizzazione è una sfida nella sfida in realtà, no? Anche per chi ha ordinamenti giuridici diversi rispetto ai nostri, per cui ci lavoreremo, ma vedremo cosa si può fare, insomma. Allora, Bastianino, non vuole parlare per ultimo. Antonio, così mi dicono, mica
Mi cambiano la scaletta e mi mettono in grandissima difficoltà. Antonio Mura, nato a Santo Lussurgio, emigra in Svizzera, rappresenta gli emigrati di prima generazione. Dal 1995 si occupa di immigrazione con la partecipazione attiva al Circolo Sardo Forza Valis di Lucerna. Nel 2013 diventa presidente del Circolo e della Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera. Antonio, prego. Grazie. Buonasera a tutti. Cari amici, care amiche, lodevole autorità. A tutti voi il fraterno saluto della Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera. Sono veramente lieto di partecipare a questa conferenza e ringrazio l'assessora Ada Lai per l'invito. Prendere la parola in una conferenza dei sardi nel mondo in questo momento non è certo facile e a volte per certi versi risulta anche un po' imbarazzante. A mio avviso l'argomento principale di questa conferenza è e deve essere il rapporto dei sardi della diaspora con i sardi residenti nella regione Sardegna. Ma se lo desiderate, siamo disposti anche ad affrontare e a parlare della sostenibilità delle politiche ambientalistiche a condizioni però che le ingenti cifre necessarie per raggiungere questo obiettivo non vengano sottratte ad altri importanti obiettivi, quali la lotta alla povertà, alla disoccupazione, all'immigrazione e alla lotta contro lo spopolamento della Sardegna. Grazie. Sappiamo e sapete bene che la nostra regione non è l'opulenta Svizzera, dove vivo da oltre 50 anni e dove la mobilità sostenibile e la capacità di vivere in modo equo e dignitoso sono una regola affermata già da tanti anni. Posso testimoniare che le infrastrutture in Svizzera per una mobilità sostenibile non sono state realizzate attendendo e utilizzando i miliardi di euro stanziati dal PNRR. Quindi, restando in tema di immigrazione, vengo a dirvi che noi sardi nel mondo, senza temere di essere smentiti, in questi lunghi anni di vita del nostro associazionismo abbiamo sicuramente fatto dei progressi, abbiamo acquisito prestigio, abbiamo dato testimonianza della grande considerazione conquistata nei luoghi di residenza, abbiamo organizzato manifestazioni di grande prestigio, con apprezzabile professionalità. Abbiamo fatto conoscere il nome della Sardegna nel mondo, abbiamo fatto apprezzare le caratteristiche e i valori dell'isola, abbiamo prodotto un beneficio economico per la Sardegna. Sul fronte interno abbiamo saputo gestire con dignità il passaggio del circolo dopo lavoristico al circolo centro sociale, produttore di cultura e istituzione apprezzata nei diversi luoghi di residenza, dove i non sardi aspirano ad essere invitati. Abbiamo creato federazioni ben organizzate, autorevoli e responsabili, in grado di autogestire in piena autonomia e con largo consenso il sistema dei circoli nelle diverse nazioni. Tutto questo è stato reso possibile anche al ruolo propulsore e di lungimiranza svolto dai dirigenti dei circoli, delle federazioni e dei rappresentanti presenti negli organi istituzionali, quale ad esempio la Consulta regionale per l'immigrazione. Purtroppo oggi dobbiamo lamentare che il ruolo della Consulta regionale per l'immigrazione è cambiato. La Consulta regionale era in precedenza un faro che si rifletteva positivamente su tutto il mondo dell'immigrazione. Oggi non è assolutamente più così. Gli spazi per la discussione corretta, civile e franca sono sempre minori e si ha l'impressione che prevalga un decisionismo burocratico che risulta poco essere propositivo, per nulla utile per analizzare le tematiche sul tappeto. Pertanto un momento fondamentale, quello era costituito dai lavori della Consulta, finisce per essere estremamente ridotto, se non addirittura annullato. Come federazioni, i circoli abbiamo capito oggi più di ieri
che l'immigrazione sarda, se non sarà in grado di dare concretezza in modo unitario alla maturazione intervenuta in questi anni e alle proprie potenzialità politiche, sociali ed economiche da mettere a disposizione della Sardegna e dei sardi, è destinata a estinguersi con l'attuale generazione di immigrati. Per fare questo però è indispensabile che le due parti del popolo sardo, quella dei residenti e quella dei non residenti, parlino tra di loro, si conoscano, si capiscano e si integrino. È un compito non semplice e non facile, perché tutti dovrebbero fare un passo indietro, spogliarsi delle immagini stereotipate che ciascuna parte ha dall'altra e costruire insieme un futuro di prosperità per tutti. E siamo convinti che il compito sarebbe di gran lunga più facilitato se si potesse parlare al popolo sardo dallo stesso podio, essere insieme nelle istituzioni sarde e ricostruire insieme. Ebbene, io insisto nel dire che il mondo dell'immigrazione debba necessariamente fare politica, come è giusto che tutti siano chiamati a fare, siano essi singoli che in forma associata. Da qui deriva il grande interesse alla nostra storica e irrinunciabile richiesta che i partiti regionali presentino una proposta di legge a consentire l'elezione di 5 consiglieri regionali in rappresentanza dei sardi residenti all'estero o in territorio extra regionale. Ringrazio tutti e auguro a questa assemblea un lavoro proficuo e vantaggioso per tutti i sardi. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie Antonio, grazie. Allora, Bastianino, originario di Bultei, veterinario di professione, dal 2007 al 2012 presidente del gremio sardo e fisiotola di Piacenza, se le informazioni sono corrette. Da ottobre 2016 componente dell'esecutivo nazionale della FASI. Bastianino, come la vedi tu dalla prospettiva della FASI? Sì, ecco, di Bultei. Siccome è presente anche il sindaco di Bultei, il coraggioso Daniele Arca, magari meriterebbe un applauso. Perché lì poi ci voglio tornare alla fine del ragionamento anche sulla zona d'origine, che è il Gorceano, una delle zone più spopolate della Sardegna, come sapete. Sono andato via nell'84, c'erano 18.000 persone e adesso ce ne sono meno 11.000. In compresso sono aumentati i capi ovini da 75.000 a 125.000 e questo è importante perché è anche una delle nostre risorse. E parlare a Cagliari nel giro di 10 giorni è un privilegio, insomma. Questo giorno però ho voluto trovare le parole per parlare con 2 classi di licei scientifici, del SI8 e di Quarto Sant'Elena. E poi parlare ai ragazzi d'oggi non è semplice. Spiegare cos'è l'emigrazione, spiegare cos'è la lingua sarda. Perché poi di tutto ci dimentichiamo, ma poi alla fine il filo conduttore, no, di tutta l'emigrazione, anche in Argentina penso che magari Marga parlava il sardo e l'argentino, magari poi non parlava l'inglese, voglio dire, nelle famiglie nostre il sardo. Ecco. Allora, perché dico questo? Perché noi tendiamo, noi sardi, sempre a dividere le cose, a parcellizzare i ragionamenti. Allora io, siccome faccio il medico di veterinaria e sono della convinzione che esista solo One Health, no, la pandemia ce lo dimostra, un'unica salute, così come esiste un'unica migrazione, un'unica Europa, un'unica Sardegna e un'unica migrazione, se permettete. Allora la sfida penso che non sia andare a trovare, sia andare veramente a vedere cosa possiamo fare assieme, ma farla assieme vuol dire non solo per dividerci le 4 risorse tra di qua e di là, dalle Alpi oltreoceano,
capire se esistono dei progetti che possono tenere insieme questa roba qui, perché il mondo sta girando e noi rischiamo di perdere l'agenda che lei dice, il 2030. Ma questa cosa qui, il PNRR che adesso ha citato il Presidente, e queste sono le cose che condizionano le cose a Bultei, no? A Lodè, nei paesi, in tutte le zone della Sardegna. State attenti, è questa la politica intesa cosa. Allora, noi come fasi, Serafina ha detto tantissimo, no? Abbiamo fatto un congresso nel 2021, siamo stati abbastanza coraggiosi a farlo in un momento in cui la pandemia stava leggermente, poi stava risalendo, ed era molto rischioso, lo chiamiamo Sunou e Sugonnottu. Siccome siamo Sardia de Sardegna, si è parlato di Sugonnottu, sappiamo cos'è, e dobbiamo sapere cos'è Sunou. E il nuovo è questo. Il nuovo è questo, bisogna capire, e la sfida è questa. Cosa possiamo inserire noi nell'emigrazione? Io ho detto subito, l'emigrazione come strumento per non dico aiutare, questo lo elimino, per valorizzare ancora di più, per promuovere la nostra isola, all'interno delle nostre comunità dove viviamo. Perché in tutti i contesti dove noi siamo inseriti, chi è che è un sardo difficile? Qui c'è il Presidente del Consiglio Comunale di Alessandria, Emanuele, io ho fatto anch'io il consigliere comunale, cioè noi abbiamo portato della Sardegna lì dentro. E su questo stiamo attenti, noi siamo abbastanza affidabili da questo punto di vista e abbiamo arricchito le nostre comunità. Abbiamo arricchito e poi con la nostra educazione, con il nostro modo di essere, perché essere sardi è un modo di esistere, non è una ostentazione, perché di questo, delle ostentazioni noi, che grazie a Dio abbiamo anche una certa anche qualità di vita discreta, insomma, nelle nostre famiglie, chi è che ce lo fa fare a fare queste cose? Perché questa è l'altra domanda. Chi è affermato nella vita, nella professione, in qualsiasi settore, ma chi è che te lo fa fare? E questa è la sfida grossa. Allora, questo ce lo fa fare al nostro senso di responsabilità. Io sono il quarto di 9, l'unico emigrato. Ho mio papà 17 nipoti, tutti in Sardegna, oltre che i miei figli in continente. Quindi, voglio dire, e vuol dire che c'è futuro. Vuol dire che c'è un futuro. Se l'ha visto mio padre dagli anni 50 agli anni 69, che si è costruita una famiglia, penso che lo dobbiamo vedere anche noi, insomma. Quindi tutto questo pessimismo, ma queste sono tutte cose che ammazzano. Perché non ce l'ha fatta tuo padre e ce la possiamo fare noi? Anche adesso scherzando dice l'Argentina è diventata campione del mondo, ma non perché magari stiamo fuori classe, ma perché la volontà, più forza di volontà rispetto a chi era. Questo è un esempio, no? Forse è l'unica cosa. Allora, poi capisco che fai fatica in Argentina con 1000 pesos a comprare mezzo chilo di carne, mentre noi compriamo con 6 euro, no? Ecco, questa è la questione. Allora, io penso che questi 2 giorni qui serviranno, sono molto importanti. Noi abbiamo portato delle proposte, i temi che sono stati trattati nel questionario sono molto molto interessanti, molto interessante. La connessione, l'interconnessione intesa fisica e anche come per chi è distante, no? Anche in maniera digitale, questo è il futuro, le nuove tecnologie applicate a cosa? Ma l'interconnessione è anche la continuità territoriale, la madre di tutte le battaglie. Quella che dobbiamo a Filippo Soggio, a Tullio Loci, a Tonino che è seduto qui, a tutte le persone che hanno fatto le battaglie, a noi stessi, e che l'altro giorno, scusate perché la politica la critichiamo, ma abbiamo portato a casa un piccolo risultato, che chi è iscritto alla fasi, compresi i miei figli, i miei nipotini, possono viaggiare come i sardi in continuità territoriale, in 3 tratte. E queste sono cose che non nascono dal caso, nascono dai ragionamenti e dalle politiche che abbiamo elaborato nei circoli. Perché? Perché poi l'ambizione qual è? È quella che anche chi vive all'estero possa viaggiare come noi.
perché non c'è solo chi deve viaggiare in prima classe o in seconda o in terza, tutti quanti dobbiamo viaggiare in quella giusta, in quella più giusta per i nostri diritti. E l'altra questione adesso, siccome si tratta anche di ambiente e di sostenibilità, il discorso dell'ambiente, guardate, alle volte dalle disgrazie nascono anche delle opportunità. Abbiamo raccolto un fondo per il Montiferru, grazie anche alla Federazione Italiana, ma anche a Giovanni qui che rappresenta il Circolo di Tokyo, che ha dato una donazione importante che penso che merita un applauso, perché con l'associazione Montiferru proprio domani in questa occasione sigliamo un protocollo d'intesa dove andiamo a costruire a Cuglieri 2 oliveti di 1 ettaro cada uno, 460 piante in un progetto innovativo, sia dal punto di vista della sostenibilità idrica, della prevenzione degli incendi, e questo è già innovazione. E questo non per insegnare ai cuglieridani come si fa, che ce lo insegnano loro, ma solo per mettere a disposizione le nostre conoscenze. Lo faremo con un concorso di idee dove la fase sarà rappresentata da Gemma Azzuni nella commissione di valutazione. Ecco, questo. E abbiamo pensato un attimino, siccome voglio chiudere e voglio tornare a dove sono nato, quindi all'Oceano. Adesso quando arrivate a Milano, che state per atterrare da Alghero, intanto a Linate si arriva sempre dalla parte di Melegnano. Sulla destra, lì a Peschiera Borromeo, ci sarà un angolino di Sardegna, pieno di profumi, che sono il pecorino, il pane carasau e tutte queste cose, ed è la nostra piattaforma Sardatello. Dico questo perché grazie alla cooperativa Sagostera di Anela, che comprende tutto il comprensorio, abbiamo partecipato a un bando ministeriale e dove siamo stati ammessi a fare un investimento importante. Quindi la comunità dei soci della Fasi fa queste cose. Quel posto lì diventerà un posto di riferimento, un posto che crea dei posti di lavoro, che creerà promozione della Sardegna e che farà assieme alla Sardegna delle cose molto importanti, perché io sono convinto che noi siamo pagoso, intelligentes e unidos. Grazie. Grazie Bastianino, l'assessore non resiste e viene a farci compagnia. Non resisto, è troppo bello, siete meravigliosi. No, innanzitutto perché volevo capire, vedere se qua ci fosse un altro giro di tavolo di chi non ha partecipato ancora, e quindi altri consultori che magari sono fuori dalle federazioni, perché sarebbe molto bello sentire anche la vostra voce, quindi preparatevi, qualcuno che voglia venire qua a parlare, qualcuno me l'ha anche chiesto, quindi abbiamo il tempo e quindi lo possiamo fare. E poi dirvi una cosa, innanzitutto volevo ricordare gli emigrati che non ci sono più, perché gli emigrati che non ci sono più anche per fare una riflessione con voi, perché tutto quello che abbiamo sentito, io naturalmente, io il direttore generale, tutti quelli che qua hanno responsabilità amministrative o politiche, abbiamo ascoltato tutto quello che ci avete detto, giustamente anche le criticità che ci sono, però quelli che non ci sono più, quelli avevano forse un entusiasmo e una motivazione forte, anche senza le risorse che ci sono adesso. Dobbiamo ritrovare quello spirito forse, con più risorse, con una modernità di interventi, ma quelli devono essere un po' i nostri fari, perché erano quelli che ci credevano nel ruolo dell'immigrato, ci credevano nel ruolo della Sardegna. Io credo che insieme un percorso diverso, forse più moderno, mi è piaciuta molto per esempio quando Marga ha detto dobbiamo mettere anche i non sardi, perché sono una risorsa,
o quando tutto sommato si criticava, questo lo devo dire al nostro direttore generale, un pochino di burocrazia in più. Va bene, sono cose che se superiamo, se ritroviamo lo spirito di questi nostri padri, nonni, quelli che hanno lasciato la loro vita lì, ma che hanno voluto che questa loro vita creasse un pezzo di Sardegna da loro. Grazie. Grazie Assessore. Allora ringraziamo ancora Marga, Antonio, Bastianino. Io posso forse anche abbandonare questa comodissima sedia. Abbiamo un altro video e poi subito dopo il video inviterei qui sul palco, se hanno piacere, i consultori che non sono ancora riuniti in una federazione per un loro saluto. State comodi? Mario Agus. Abbiamo una sedia anche per lui. Ecco la sedia. Io resto in piedi finalmente, così tanto basta la mia presenza a rendere la tavola rotonda, non c'è bisogno d'altro. Allora io darei la parola prima di tutto a Gianni Garbatti e poi con i microfoni a disposizione facciamo un giro, vi sentiamo tutti per una battuta, non di più, non riusciamo di più. Gianni. Grazie, buonasera a tutti quanti, buonasera Assessore e a tutti gli ospiti. Noi siamo tanti, avete visto, sono 3 anni più che ci siamo ritrovati via internet con le riunioni della consulta, raccogliendoci alle ore più impensate, all'1 del pomeriggio, alle 9 di sera, a seconda del fuso orario
che toccava l'Australia o che toccava l'America Latina. È stato interessante, appassionante ritrovarci e discutere per quello che poteva essere il futuro poco a poco della nostra isola. Noi viviamo in altri paesi dove abbiamo dovuto imparare un'altra lingua, ci siamo acculturati ancora di più. Io credo che proprio per questo che noi vediamo quando ritorniamo a Cagliari, quando ritorniamo in Sardegna, lo troviamo molto stimolante anche criticare positivamente quello che si può cambiare, si può migliorare. Io approfitto per salutare i circoli che io rappresento come consultore, il Circolo di Barcellona con la sua presidentessa Claudia Soddu, insieme a Lucia Compostu, persone diciamo, non dico secolari, però che occupano il posto di soci del circolo, molto interessante, molto stimolante quello di Barcellona, perché è fatto di giovani che fluttuano, che vanno e vengono, che evidentemente sono stimolati molto da una città quale Barcellona, una città catalana con la doppia lingua catalana e castigliana. Saluto Raffaele Melis, storico presidente dell'Associazione di Saragossa, in piena Aragona. Approfitto per dire da Madrid 300 km si fanno in 1 ora e mezzo di treno rapido, treno AVE, per cui chissà, magari un domani per andare a Sassari ci impiegheremo 1 ora, me lo auguro. Sicuramente si può fare. Saluto l'ultimo nato di Valencia, Pierluigi Melis, il rappresentante, che spero quest'anno venga accolto assessore nella nostra grande casa dei sardi nel mondo. Infine il circolo che rappresento, che è quello di Madrid, saluto la vicepresidente Francesca De Fraia insieme ad Andrea Matacena, che sono qui presenti. Siamo un bel numero. Chiudo semplicemente per ricordare la Sardegna può fare, la Sardegna può migliorare. Noi ci siamo, noi siamo carichi di esperienze che viviamo dove siamo noi e quindi confrontiamo quello che il buono e il cattivo. Per cui siamo a disposizione, utilizzateci quello che noi stiamo desiderando e desideriamo sempre costantemente fare. Grazie. Grazie. Allora proseguiamo con una battuta ciascuno, una a sinistra e una a destra. Allora, buonasera a tutti, io sono Maria Giovanna Filia, sono il consultore per il Canada. Rappresento 2 circoli, il circolo di Montreal, l'Associazione Sardi del Quebec, che il presidente è qui che mi sta filmando, Mauro Cossu. Abbiamo anche il circolo di St. Catherine nell'Ontario, il presidente Adam Congiu che non è qui. E c'è un gruppo di giovani a Vancouver, si stanno attivando per forse formare un altro circolo, c'è Antonio Fadda che li rappresenta da Vancouver. Noi siamo un gruppo molto dinamico e promuoviamo la Sardegna ai canadesi, quindi lo facciamo in diverse lingue, in inglese, in francese, in italiano, in sardo anche. Siamo molto fieri, portiamo la passione sarda dappertutto, in tutto quello che facciamo. Allora. Io mi chiamo Olimpia Grussu, rappresento il circolo sardo in Danimarca, a Copenaghen, di cui sono anche la presidente. Sono consultore per la Danimarca. Anche noi come Maria Giovanna e gli altri cerchiamo di fare il nostro meglio per far conoscere la Sardegna, in questo caso in Danimarca, ai danesi che sono molto diciamo ricettivi, loro piace la nostra terra. Adesso ci sono dei voli e quindi la Gallura è coperta con delle linee aeree
con voli diretti tutta l'estate, quindi sempre più conoscono i nostri prodotti, perciò vengono molto volentieri a conoscere le nostre tradizioni nelle manifestazioni che facciamo, e ne siamo orgogliosi perché grazie anche agli aiuti riusciamo sempre a fare degli eventi molto interessanti, quindi a portare musica, facciamo degli eventi enogastronomici, quindi degustazioni, insomma sta andando molto bene. Noi siamo giovani, siamo giovani come circolo, ma anche ci sono tanti giovani che collaborano per la realizzazione dei circoli, degli eventi. Quindi vi porto i saluti dai sardi in Danimarca e lascio la parola a Giacomo. Microfono? No, forse è il mio che è acceso. Allora, buonasera a tutti, sono Mario Deida, consultore per la Francia e per la Sardegna, pensionato dei minieri di carbone in Francia, e io devo portare un saluto, un grande saluto di tutti i sardi in Francia, e ve lo dico in francese: viva la Sardegna! Vive la Sardegna! Merci! Allora, buonasera a tutti, buonasera Assessora, so che è andato via il Presidente Solinas, volevo ringraziarlo e salutarlo, ma c'è il Direttore Generale con cui saluto. Ringrazio i rappresentanti dei circoli qui presenti dello Shardana, il circolo di Great Lakes del Michigan, signora Maria Nieddu. Allora, io, oltre a rappresentare i circoli negli Stati Uniti, sono anche il presidente del circolo Shardana. Sono venuto qua a ringraziare, lo ritengo doveroso ringraziare l'assessore e tutti gli organizzatori che hanno consentito di dar luce e dar vita a questo congresso, a questa conferenza, che richiede molta energia, molto impegno, insomma è stato veramente un miracolo, chapeau, veramente siamo riusciti. Sono venuto anche con un po' di un ringraziamento, l'ho già detto prima, ma cerco anche con lo stesso pacchetto di la riconoscenza, che è il sentimento con cui si viaggia spesso, che ci accompagna nella vita, e la riconoscenza bisogna saperla esprimere, perché quando non la si può esprimere, non si è capaci di esprimerla, muore. Quindi grazie ancora. Che devo dire? Ci aspettiamo anche noi un po' di riconoscenza, il lavoro che facciamo, l'impegno che ci mettiamo. Noi viviamo in una piazza degli Stati Uniti, 350 milioni, non ci sono tanti sardi, difficile trovarli, convincerli che il circolo può far tanto per loro e anche per la nostra Sardegna. Grazie. Sono io. Sono Angela Licciardi dal Brasile e rappresento 2 circoli. Io sono la presidente del circolo Giuseppe di San Paolo e la signora Gisela Porco, che è la presidente di Gennargentu. Grazie Assessore, grazie a tutto l'assessorato di ricevere. È un omaggio che facciamo. Io faccio un omaggio a mio papà, perché senza di lui io non ero qui. 2 volte, oltre a nascere sarda. È un'emozione per noi, è molto importante rappresentare la Sardegna in Brasile. Essere ascoltati sarà anche molto bello, perché noi abbiamo tanto da dare, da offrire, e avere il coraggio degli immigrati è una cosa che
spande il mondo, spande la mente e dopo tutto di buono rientra e rientrerà in Sardegna. Scusa, sono emozionata, non parlo più. Buonasera, sono Paolo Azzori, vengo dalla Germania e rappresento in questo momento anche la federazione. Prima ero fuori a prendermi un bicchiere d'acqua e non ho sentito quando hanno chiamato, no? Siccome è stata una sorpresa che il presidente della federazione si scusa di non poter partecipare perché si è sentito male, quindi l'ho saputo tardi, non potevo più preparare granché. Comunque mi fa molto piacere essere presente, ringrazio l'assessore che ci ha invitato, che ci ha dato questa occasione e anche stamattina al Consiglio regionale è stata per me comunque oltre alla federazione porto i saluti da Stoccarda. Io appartengo al circolo Sunuraghe di Stoccarda e siamo lì da 54 anni già, quindi quello che mi dispiace è che sta sgretolando tutto. Cioè vedo un po' la cosa generale, la federazione, i circoli, i giovani non riusciamo a portarli dentro, non so come, li abbiamo avuti, sono scappati, hanno altri interessi. Questo succede nei circoli in primo luogo e poi nella federazione, cioè nessuno vuole prendere responsabilità, partecipano se si fanno delle manifestazioni, eventi. Abbiamo fatto tanti lavori, anche insieme alla Federazione Svizzera, un convegno importantissimo e non ho avuto neanche una risposta dall'assessorato. Ecco, questo mi è dispiaciuto molto, perché non è stato rappresentato da nessuno. Quindi cioè, abbiamo delle... Sì, siamo un po' tralasciati, diciamo. Ecco, prima ho sentito anche quelli che hanno parlato prima di me. Ci sono argomenti che non posso condividere del tutto. Abbiamo situazioni diverse, abbiamo strutture diverse, abbiamo leggi diverse da rispettare. Non possiamo fare uno a uno. Possiamo parlare assieme di ciò che si può fare. Il problema comunque rimane che non è tutto come si dà alla stampa, eccetera. Questa continuità territoriale deve essere per tutti, da ogni luogo, sia uscire che andare in Sardegna. Vogliamo il turismo ha bisogno di mezzi per viaggiare, abbiamo difficoltà se usciamo fuori tra maggio e ottobre, ci sono i mezzi, sono diminuiti perché c'è le linee aeree che 2 o 3 volte alla settimana per arrivare a Cagliari da Stoccarda. Oggi non ce n'è, devo fare tappa chissà dove. Ecco, aspetti, prendi una giornata per venire in Sardegna. E sono cose, sono disagi e anche costi. Cioè ci sono molti argomenti, siamo disposti noi a collaborare, a ripartire, come lei ha detto nella riunione, la prima riunione in cui è stata presente, ricordo benissimo, e per me è stato un venticello favorevole, cioè che mi ha spronato a continuare. I problemi sono che non abbiamo il personale, le strutture, stiamo perdendo le strutture perché i prezzi stanno andando alle stelle, non riusciamo più a mantenerle. Ecco, senza struttura non porto neanche i giovani. Mi fermo qui e do la parola a un altro. Grazie. Completiamo l'ala sinistra e poi torniamo in chiusura qui a destra. Buonasera signore, signori, assessore e tutti gli altri invitati. Sono Antonio Enna, provengo dal Belgio, sono nativo di Sagama, nella Plenargia, penso che la conoscete tutti, così famosa. Comunque io porto il saluto dal Belgio. Ho sentito parlare di circoli così, di altri più talentati di me nel fare dei discorsi. Però in Belgio eravamo 7 circoli, al momento siamo 2. Perché?
forse anche colpa nostra, che non abbiamo saputo investire nei giovani. Insomma, sì, i giovani è il punto giusto, però volevo dire colpa nostra. Sicuramente, perché oltre a dover investire di più energie e così, non abbiamo preso a volo quello che i giovani avevano bisogno. Questo volevo aggiungere a tutto il resto che chi ha parlato prima di me. Non mi voglio dilungare, io chiudo. Grazie, buonasera a tutti di nuovo. Grazie. Prego. Sì. Buonasera a tutti, sono Mario Agus, vivo in Olanda il prossimo mese, il 19 maggio, 50 anni. Molti di voi li ho sempre incontrati. Innanzitutto vorrei, è doveroso, ringraziare per questa grande opportunità che ci avete dato l'assessore Adalai. Sono anche un pochettino emozionato, anche perché non sono tutte le regioni italiane che organizzano queste cose per il mondo dell'immigrazione. Siamo l'unica regione e dobbiamo essere grati per quello che fate. Certo, noi a volte ci chiamate ambasciatori delle nazioni. Io mi ricordo bene che quando sono arrivato in Olanda, dopo una prima immigrazione che ho fatto, dico immigrazione per accontentare i miei amici italiani, perché anche loro si sentono di essere immigrati, a Torino 4 anni e poi per avventura sono andato in Olanda. 50 anni sono passati, in questi 50 anni sono sempre stato al servizio della Sardegna. Abbiamo creato i circoli, abbiamo fatto conoscere agli olandesi i prodotti sardi, abbiamo fatto conoscere bellissime bellezze naturali della Sardegna, le spiagge, abbiamo fatto conoscere tutto. Gli olandesi non sapevano neanche dove era la Sardegna, anche se qualcuno dice che l'hanno disegnata gli olandesi, no? Perché erano i grandi navigatori. E quindi ci siamo saputi integrare in questa società. Siamo quasi 16.000 sardi immigrati, avevamo 6 circoli, adesso ne siamo 3 soltanto, non entro in merito di questa cosa qua, per cui stiamo lottando e stiamo andando avanti grazie al contributo della Regione Sardegna, grazie al contributo alla disponibilità dei nostri funzionari, perché sono sempre disponibili a aiutarci, a rispondere sempre alle nostre richieste, e grazie al contributo anche il nostro direttore generale Doneddu e il capo gabinetto Ignazio e tutti quanti, ma anche, voglio sottolineare, al contributo delle associazioni di tutela, perché sono sempre stati e saranno anche nel prossimo futuro vicino al mondo dell'immigrazione. Io avrei tante cose da dire. A Doneddu gli ho detto prima, se mi fa parlare domani ci vogliono 10 minuti, però mi accontento anche di questo intervento perché hanno parlato anche gli altri, e poi io ho condiviso molto la relazione dell'amico Domenico Scala perché è la memoria storica del mondo dell'immigrazione, e quindi come ho condiviso tutte le altre relazioni, per cui vi ringrazio per questa opportunità e ci vediamo presto. Allora, Ignazio Boi è stato appena licenziato, dice, perché il capo di gabinetto non è Ignazio ma è Franco Floris, qui a fianco all'assessore, ma non importa. Allora, chiudiamo questo giro del mondo virtuale con qui alla destra. Pronto? Dove ci porta? Adesso la porto, io sono Fausto Zanda, arrivo dal paese più vicino alla Sardegna, l'Australia. Porgo un caro saluto al nostro assessore Adalai per questa importante conferenza, e ringrazio il dottor Doneddu per averci dato l'opportunità anche di esprimere un pochettino le nostre opinioni in riguardo ai nostri paesi dove siamo emigrati.
Logicamente, come ho detto, l'Australia è abbastanza lontana, per noi è molto difficile anche come qua in Europa portare i gruppi. Per noi per portare un gruppo ci vuole una banca di dietro, perché al prezzo dei biglietti di oggi sta sicuri che è terribile. Quindi rappresento la comunità sarda in Australia, con noi qua ci sono Paolo Lostia del Circolo di Melbourne, con Giovanni Ghighine e Andrea Pinna del Circolo di Sydney, quindi siamo 3 circoli in Australia. Abbiamo quasi tutti i prodotti lo stesso che arrivano anche a stento, solo salsicce, quella roba là che è ancora tutta proibita per via delle leggi severe che c'ha il governo australiano, e quindi la Sardegna ci manca per la lontananza anche, perché non è che possiamo tornare ogni giorno o ogni anno, perché le spese sono molto molto pesanti. Quello che cerchiamo di fare, c'è stato un periodo dove c'erano, la regione organizzava i viaggi per gli anziani, quelli che non erano più ritornati, quelli che hanno sentimento. Io sento tanto loro che una cosa che manca a loro sembra banale, la cartaccia del Messaggero Sardo, che è quello che loro si siedono al sole e se lo leggono 2, 3, 4 volte, che molti di questi degli anziani delle prime generazioni in particolare è duro che non riescono a usare la tecnologia che abbiamo oggi, quindi per loro quella, ce lo dicono sempre, quando arrivava quel messaggero me lo leggevo 3-4 volte prima che arrivava all'altro, era bene, era bello. Quindi sarebbe bello anche ricominciare, so che il Messaggero Sardo adesso è online, e quello noi stiamo cercando di stamparlo quando viene là online e distribuirlo ai nostri soci, perché almeno sì, quello che stiamo facendo noi. Più vicino al microfono, per cortesia. Un po' più vicino. Quello che stiamo cercando di fare noi, cioè stampare quello che ci arriva dal messaggero e poi lo distribuiamo agli anziani dei nostri circoli. Quindi, ripeto, porto un carissimo saluto da parte dei canguri australiani, da parte nostra. E mi auguro di vedervi, special assessore, dottor Donedu, di ospitarvi un giorno per una conferenza anglosassone con il Canada e l'America. Chissà, si può fare. Vorrei in ultimo dire una cosa, io ho avuto l'opportunità prima di venire a questa conferenza, e sono stato a Melbourne per l'annual general meeting che fanno, la riunione generale annuale, e ho avuto l'opportunità di parlare con un po' di giovani. Ho chiesto e mi chiedo come mai non abbiamo una delegazione di giovani sardi per sapere perché scappano dalla Sardegna. Direttamente dalla loro bocca. Io ho cercato di chiedere a questi ragazzi, e tutti quanti quasi all'unanime, la prima cosa, la burocrazia. Non ci fanno lavorare, basta. Quindi sono obbligati, la Sardegna ce l'hanno nel cuore e speriamo i nostri figli, perché sono i nostri figli, continuano le nostre tradizioni, che è molto bella. Mia figlia addirittura ha voluto, che è grazie a Tonino Casu, che ci aveva regalato il vocabolario sardo. Mia figlia è professoressa, però gli piace imparare, sta imparando anche a mie nipotine un po' di sardo, così per tenere un po' di allegria in casa. Quindi ringrazio ancora tutti quanti per avermi ascoltato e un buon proseguimento di lavoro, dottor Donedu, la ringrazio di nuovo. Grazie, buon lavoro a tutti voi e io sento nei vostri confronti tantissima riconoscenza. Domani pomeriggio abbiamo modo di sentire delle altre voci, forse anche qualche voce di giovani. Grazie ancora. Grazie a voi.
Tanto le vostre navette, le nostre navette partiranno da qua alle 7:30 per andare tutti insieme a una bellissima cena sarda, una cena sarda che la regione ci regala, perché la regione regala, che vengo anch'io, nel senso che vengo anch'io, ed sarà una bellissima serata piena di folklore. Però adesso l'ultima parte l'abbiamo dedicata ad un momento di cultura sarda, affidata alla bellissima voce di Lia Careddu, la più grande attrice sarda che adesso ci sia. Vieni Lia. Grazie di essere qua, è un omaggio che ci fa, perché veramente averla non è facile, è un omaggio che ci fa di autori sardi, ci porterà un po' di nostalgia, di suoni, di suoni sardi, di voci sarde. È accompagnata, io non ricordo il nome di chi ha accompagnato, ve lo dirà lei. Francisco Medda. Francisco Medda. E niente, a questo punto io vi lascio un bel momento di cultura, dopodiché ci sgrancheremo le gambe e alle 7:30 ci aspetteranno i nostri pullman. Avremo modo comunque di parlare stasera e domani di tante altre cose, con contributi favolosi che sono venuti proprio dalle vostre osservazioni. Però dentro lo sento che ce l'avete tutti, l'entusiasmo di far bene. Grazie Lia, prego, e buona cultura sarda. Sì, si prova. Sì? 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 Non. Usa questo per parlare adesso, poi questo te lo accennano per leggere. Ma non devo parlare niente di che. No, puoi accendere subito, vai. Sì, ma devo dire due cose. Dalla regia? Sì. Te lo accendono dalla regia, perché questo qua è quello per parlare, questo invece è settato per te. Ma me lo accendano però, che me lo accendano. Qua è già acceso, adesso regia. Perfetto. Buonasera a tutti. Benienius, bene enidoso e benvenuti a tutti. Io sono Lia Careddu e lui è Francisco Medda. E vi proporremo un breve ma profondo, noi crediamo, excursus sulla nostra letteratura, sui nostri autori sardi. A partire da Sergio Azzeni, un breve brano di Passavamo sulla terra leggeri e un pezzo di Salvatore Satta, anzi no, di Salvatore Cambosu meglio dire, e la nostra Grazia Deledda, e dunque anche una poesia molto struggente di Franca Nurkis, per chiudere poi con quello che noi riteniamo sia una specie di inno sardo attribuito a Grazia Deledda. Nel mese del mare immobile, uno dei primi giorni, il padre di Arar, ricco mercante che aveva oro al posto del cuore, a sera disse alla figlia:
Domani mattina verranno a prenderti. Ti ho venduta per 10 pezzi d'oro a un uomo di tiro che ti venderà nelle terre del gelo. Fatti trovare pronta all'alba. Harar se ne andò. Valicò le colline, si addentrò nelle paludi, camminò a lungo, calò la notte e Harar non sapeva dov'era. Si fermò e udì un suono lontano, dolce, suadente come un canto. Non temette. Nulla di quel suono emanava minaccia o malvagità. Uscendo da una barriera di canne, Harar vide il mare nero solcato da scie bianche, riflessi di stelle che parevano danzassero seguendo la musica. Harar sedette, si sdraiò, chiuse gli occhi. All'alba la musica tacque. Harar aprì gli occhi e vide Eloe. Eloe era bello. Il corpo bruniva al sole, era nel fiore della vita, gli occhi colore del miele avevano un'espressione irridente. Eloe aveva costruito una canoa di giunchi e ogni tanto girava attorno all'isola e se aveva fame e sete sbarcava e andava nei villaggi, dappertutto bene accolto. All'arrivo di Eloe la gente sorrideva, sapeva che a sera avrebbe danzato alla musica delle canne. Vedendole, Harar aveva pensato: è bello, è forte, saprà difendermi, saprà essere dolce, sfamare i miei figli e crescerli coraggiosi. Eloe vide da vicino Harar e pensò: devo prendere questa donna, è una bellezza rara, sono certo che profuma di terra e di fiori bagnati, la porterò con me. Eloe ed Harar fuggirono per mare e andavano di approdo in approdo, di villaggio in villaggio. Lui suonava e lei cantava con parole fenici e con voce melodiosa. Tutti ascoltavano e piangevano di gioia. Dicono che ancora una volta, ogni 30 anni, Harar e Eloe costeggino l'isola in una canoa di giunco, cantando e suonando launedas. E chi ha la fortuna di sentirli trova un tesoro. Chi ha la fortuna di sentirli. Fuoco, fuoco, per il suo logo, per il suo mondo, fuoco giocondo, fuoco, fuoco, per il suo mondo, per il suo logo, fuoco giocondo, fuoco, fuoco, per il suo logo, per il suo mondo, fuori giocondo, fuoco, fuoco, per il suo logo, per il suo mondo, fuori giocondo. Al tempo che la nostra isola, una delle più antiche del mondo, era ancora tutta gelata e c'era una sola stagione, ghiaccio in cielo e ghiaccio in terra, e la vita vi dormiva aspettando che uno la risvegliasse, venne in mente a Sant'Antonio, come era decretato sin dalla prima creazione del mondo, di scendere all'inferno con un suo bastone di ferula, la quale è uno stelo che al fuoco non si arrossa, si annerisce soltanto e continua a bruciare in silenzio. Fuoco, fuoco, per il suo logo, per il suo mondo. Quando picchiò a quella porta che era rossa come in tinta di sangue di capra, alla maniera delle nostre antichissime arche, l'Anzipirri in persona venne ad aprirgli. Non avendogli preso odore di peccato e odore di strinato di porco, gli disse, gettando scintille da ogni parte: vattene con i pari tuoi che puzzi di sagrestia. Ma il santo non si scompose. Prima di tutto io vengo da parte di chi comanda cielo e terra e questo dovrebbe bastarti. In secondo luogo, dato che avrò un'occhiata, ti lascerò subito con tutta questa estate ardente. L'Anzipirri, tanto per darsi qualche aria di importanza, gli disse indicando la ferula: e il tuo bastone che significato può avere? Che scherzo di legno è che non vale una canna?
Sarebbe per caso miracoloso tale da poter convertire i miei servi in angeli che odiano il Giglio? Antonio rispose con una voce innocente: ma è proprio legno del più povero, infatti. E i più poveri ne fanno cavallini per i loro figlioletti e per sé scanni e baccoli. Nanzi Pieri concluse annoiato e ironico: oh, troppo tempo mi hai fatto perdere fino a quest'ora. E allora sbrighiamoci e sta bene attento a non prelevare campione di cosa che sta qui dentro. Antonio disse di sì ed entrò guardando a destra e a sinistra. E c'erano caldaie di pesce bollente e c'erano cataste di ginepro che facevano da torce in tanto buio. E a queste egli accostò la sua ferula come a misurare i gradi di calore e disse al piedicapra che lo vigilava: beh, ti do atto che bruciano bene, ma mi basta quel che ho visto, qui non si respira. Ti saluto e sono Antonio! In quel punto si sentì chiamare. Era corsa notizia della sua visita e c'era qualcuno dei pensionanti, ancora qualcuno che sperava di poter uscire da quel reclusorio, senza sapere invece che quella speranza era la loro pena speciale. Ed erano voci di bambini, anche vagiti, di piccole creature innocenti morte senza battesimo. Il santo sospirò, trattenne le lacrime e riuscì all'aria pura. Com'era il suo pensiero, in un momento fu nell'isola di ghiaccio. Salì sul più alto monte, agitò la ferula in ogni direzione, si staccarono scintille e il vento le disseminò nell'acciaio, nell'esca, nella pietra. Ma la terra restò com'era, come una morta in una bara di cristallo. Allora egli scese nella pianura, scavò una fossa della lunghezza e della larghezza della ferula e seppellì quel fuoco silenzioso. Da quello stesso momento la terra sorrise e si ridestò dal sonno di 1000 e 1000 anni e cominciò a germogliare. E in poco tempo si popolò d'erbe, di animali. Era la primavera e il sardo saltò a cavallo. Scorre il torrente giù fra le ginestre della Valle Verdissima. Lavando cantano le fanciulle dai fiammanti corsetti rossi, dolci e strani ristornelli, revocanti antiche memorie di antiche straniere genti, d'andalose regine di pirati, di mori e chiostri, dolci e strani stornelli ricadenti in ritmo di passione o di preghiera, in risate d'amore o di singulti d'odio e vendetta. Quassù, dallo stradale intenta, ascolto mentre il sole declina nell'azzurro in alto, fra le creste rosse dell'erta valle sfuma il profilo bianco del villaggio, fra gli ulivi dal sole inargentati. Scendono dolcemente per la china le vigne arate. Abbracci il suono del mondo, il cui simbolo è pensiero, diventi segno per ogni sogno infranto. Nei tuoi viola dell'oltre è la morte e rinascita del taciuto peso del dolore.
I tuoi occhi parlano per chi non ha parole, perché l'invisibile in te è il sorriso della speranza. I verdi intensi dei tuoi giorni declinarono nell'assenza dei colori di famiglia, spenti nell'armonia del taciuto come reliquia del non senso, silenziosa nel tuo canto privatissimo, a precipizio sui pezzi di vita smembrati affondavi nei sogni rovesciati, quando il sapore amaro di un freddo addio ti promise libertà sulla cima del pianeta del cuore. Il non finito è il tuo orizzonte. Noi siamo sardi. Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che spiovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo e il bianco fiore di cisto. Siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi. Bene, abbiamo concluso, io però voglio concludere con una speranza. Massimiliano, grazie Elia, ancora grazie per... Massimiliano è il presidente del Circolo di Parma, Circolo del Sardo di Parma. Massimiliano è giovane e ha nel suo direttivo 12 persone, 8 giovani. E la nostra speranza è che veramente i giovani che lui ha dentro e quelli meno giovani che erano partiti con delle motivazioni diverse e i giovani di adesso che sono partiti con delle motivazioni che forse magari non li faranno tornare più ma li faranno sentire comunque realizzati, non lo so. Io spero che tutti tornino in Sardegna, ma una cosa è uno studio, una cosa è il lavoro. La nostra speranza è che tutti i circoli abbiano questa percentuale di giovani. Grazie Massimiliano, domani ci dirai bene come hai fatto. Noi alle 7:30 ci aspettano le navette per portarli, adesso se volete farvi una passeggiata. Niente, a questo punto ci vediamo stasera.
ogni navetta ha l'indicazione dell'albergo, quindi in realtà le troverete qua fuori. Grazie a tutti per la prima giornata, domani sarà una bellissima giornata ancora dalle 9, potrete parlare tutti di tanti argomenti e chiuderà il Ugo Capellacci.